Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro. Ringrazio anche tanti ospiti che non cito personalmente perché sono tanti e ringrazio i relatori intanto. Il gruppo VIE Valdo d'Italia ed Europa in questi anni di presenza in Consiglio Comunale si è più volte impegnato sui temi del sanitario e del sociale ed oggi ha voluto fare questo incontro per fare il punto della situazione, per informare, approfondire, per quanto possibile, coinvolgere i cittadini e soprattutto sollecitare risposte ai tanti problemi che ogni giorno incontriamo rispetto ai nostri bisogni di salute e ai nostri bisogni di protezione sociale. Lo faremo con i nostri ospiti, che fra poco vi presenterò, e con il contributo di qualche vostra domanda nell'ultima parte dell'incontro. Ora la parola va al padrone di casa, il sindaco di Valdobbiadene. Sapete che il sindaco è il primo garante del diritto alla salute, della protezione sociale e dell'integrazione dei suoi cittadini. Sindaco Luciano Fregonese. Forse non serve. No, meglio metterlo. Sì. Hai trovato? Sì. Ecco, adesso funziona. Sì. Sì. Grazie, benvenuti e grazie e complimenti per l'organizzazione di questo incontro e insomma il riscontro con la grande partecipazione, essendo anche un sabato mattina, ma non è così semplice vedere l'auditorium pieno, quindi sicuramente è un riscontro positivo per aver deciso insomma, di affrontare questi temi in questo periodo storico molto importante. Io saluto e ringrazio i relatori e i presenti oggi, consigliere Luisetto, Bernini Orru, e saluto il presidente del comitato dei sindaci del distretto di Asolo, al quale Valdobbiadene appartiene. Peraltro stavamo proprio parlando prima sul tema della riorganizzazione territoriale in atto in regione, che certamente coinvolge le comunità locali e i comuni in questi assetti che cerchiamo di far diventare quanto più omogenei possibile sui vari temi di assoluta importanza, che per noi va dal lavoro alla sanità, agli ambiti sociali, territoriali sociali, insomma questa volontà di far predominare l'omogeneità territoriale sul tema sociale e sociosanitario, per poi riorganizzare tutti gli altri ambiti con i temi che portano avanti, è sicuramente un messaggio importante, forte, e a livello di amministrazioni locali insomma, può anche cambiare un paradigma di ragionamenti che si fanno nel lavorare assieme per portare avanti le esigenze e le peculiarità del territorio. Peraltro Valdobbiadene, per molti presenti che sono qui di Valdobbiadene, nei territori vicini, sappiamo bene quanto sia importante, lo ribadiamo, e nei consigli comunali, come ha detto Anna, insomma, io ho la fortuna di essere per la terza volta in consiglio comunale e devo dire che in questi 11 anni non è mai cambiato né la sensibilità al tema sociosanitario e nemmeno la condivisione di obiettivi portati avanti in maniera trasversale dal Consiglio Comunale nel sostenere la sanità di territorio e quindi anche l'ambito sociale territorio, nel rendersi conto di quanto sia importante la territorialità, soprattutto per le aree un po' periferiche come sono le nostre, aree nelle quali diventa più evidente e problematico il tema della denatalità,
perché abbiamo i numeri veramente risicati e ogni riduzione si fa sentire in maniera pesante nel momento in cui, come è oggi, molti servizi che vengono dati alla persona, alle famiglie, purtroppo si basano sulla base dei numeri. E quindi ricordo, ma solo velocemente, le lotte che abbiamo fatto per mantenere aperto lo sportello postale di San Pietro di Barbozza, era la prima battaglia, e poi per tenere il trasporto extraurbano, insomma, soprattutto scolastico, e poi adesso anche il tema delle scuole, e quindi il numero che si riduce di iscritti alle scuole, e quindi con la problematica di poter non vedere formate le classi e quindi nel tempo chiudere i plessi, insomma tante tematiche che hanno sempre l'ambito sociale predominante. Probabilmente è anche riduttivo chiamarlo solo ambito sociale, perché in realtà stiamo parlando appunto di famiglia, lavoro, servizi, salute, insomma è un ambito amplissimo. Credo che oggi sarà affrontato in maniera importante con delle testimonianze autorevoli, e quindi per questo ancora vi ringrazio, e so che sarà una giornata lunga, quindi auguro a tutti un buon lavoro. Mi fermerò qui con molto piacere, a disposizione poi per domande o confronti, ma sicuramente sarò qui per ascoltare. Quindi grazie davvero, buona giornata a tutti. La mattinata si divide in due parti. La mattinata si divide in due parti. Gli ospiti della prima parte sono Ivan Bernini. In CGIL ricopre la carica di segretario regionale per la funzione pubblica. Si occupa perciò di sanità e di servizi welfare. Per diversi anni ha svolto la sua attività nella destra Piave della nostra provincia e conosce molto bene il nostro territorio. Poi ci sarà Chiara Luisetto, consigliera regionale del Partito Democratico. Fra gli altri incarichi fa parte della quinta commissione che si occupa di sanità e sociale ed è stata correlatrice della legge regionale numero 9 del 4 aprile 2024 che ha istituito gli ambiti territoriali sociali, ATS, da non confondere con l'ATS che noi conosciamo, che è il servizio idrico erogato appunto dall'Alto Trevigiano Servizi. Dovremo fare il conto con questo acronimo che per noi cittadini di questa zona significa servizio idrico, ma significherà anche servizi sociali. Allora, diciamo che, sì, per introdurre brevemente, le incertezze che noi quotidianamente sperimentiamo nel settore sociale e sanitario sono molte. Ne cito solo alcune proprio come titolo. Medici di famiglia, liste d'attesa per le visite specialistiche, liste d'attesa anche per gli interventi chirurgici, mancanza di infermieri, mancanza di OS, di figure cioè che dovrebbero assicurare l'assistenza, la riduzione di servizi importanti, per non parlare dei problemi legati all'invecchiamento, alla disabilità, alla povertà, all'inserimento lavorativo, come diceva poco fa anche il sindaco di Valdobbiadene. Nuovi decreti ministeriali e nuove leggi regionali stanno cambiando l'organizzazione di questi servizi. Ai nostri relatori il compito di farci conoscere e comprendere questi cambiamenti. Segretario Bernini, qual è lo stato di salute della sanità? Beh, intanto buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Personalmente mi fa piacere tornare qui in quest'area, sto attento perché io la chiamavo a destra Piave, poi facendo attività in quest'area qua mi spiegavano che la destra Piave è quella che sta dall'altra parte, quindi bisogna sempre stare attenti anche, diciamo, ho imparato a stare attento ai termini quando ero qui. Allora io penso questo, provo a portare il mio contributo insomma su un tema ampio. Una premessa intanto, io credo che ci sarebbe bisogno in questo paese, sarebbe necessario
quello che si sta facendo anche stamani. Credo ci sarebbe la necessità di un dibattito onesto, serio e responsabile sui temi del welfare e sui temi della salute. La sanità è una parte del tema più ampio che è quello della salute. Tanto è vero che si parla di salute nella Costituzione come diritto, si parla di sanità. Quindi la sanità è un pezzo importante. Il tema credo che sta poi all'ordine della discussione dopo e che il sindaco in qualche maniera provava anche a premettere con alcune considerazioni, il tema qual è? Qual è lo stato della salute nel nostro paese? E dicevo, servirebbe un dibattito onesto rispetto invece insomma ad una polarizzazione molto mediatica nella quale si confrontano posizioni, io dico legittimamente per l'amor del cielo. Io penso che sia sbagliato il meccanismo per il quale quando si toccano questi temi importanti per i cittadini la discussione diventi va tutto bene, va tutto male. E non può essere così. E quando io dico dovrebbe essere una discussione onesta, a partire da che cosa intanto? Al dirci che tipo di servizio sanitario nazionale vogliamo in questo paese. Dircelo con grande onestà, perché quello è il punto di partenza. Nel momento in cui tutti affermano che il nostro paese e la nostra regione, peraltro, che ha una sua particolarità, esprime tra i migliori e più efficaci servizi sanitari al mondo, io sono molto d'accordo, e però dobbiamo dirci, vogliamo preservarlo, quindi quel sistema che tutti reputiamo essere tra i migliori al mondo, vogliamo intervenire sulle criticità, vogliamo dirci con onestà cosa regge e cosa c'è il rischio che non regga più, o vogliamo cambiare quel modello? Lo dico perché io ero piccolo nel 78 e siamo tutti contemporanei e spesso facciamo fatica anche a ricordare cosa c'era prima, dando per acquisito che quello che troviamo ci sia sempre stato. Prima del 78 il sistema di welfare in questo paese era e che quindi include la salute, l'istruzione, era un sistema di natura mutualistico occupazionale, un sistema assicurativo. Io non l'ho vissuto, ma ricordo i miei nonni che fino alla fine dicevano devo far musina perché se mi succede qualcosa, in qualche maniera devo avere i soldi per potermi pagare le prestazioni, cioè frutto di un'eredità precedente alla riforma del 78. Perché il sistema mutualistico occupazionale si reggeva a qualcosa, sulle assicurazioni e sul tipo di lavoro e cosa il tuo lavoro e quel contratto copriva dal punto di vista di prestazioni sanitarie. Ora, il 78 è stato importante per quello. La transizione all'epoca fu da un passaggio di welfare mutualistico occupazionale a quello che chiamiamo essere welfare pubblico universalistico. Caratteristica quindi di quel sistema qual era? Che la salute è un diritto, che la salute è universale per tutti, indipendentemente dal reddito, dal censo, da dove vieni, da chi sei, l'accessibilità e l'equità nelle prestazioni che si erogano. Il Veneto, io dico, ha una particolarità in più e anche qua, quando dico a volte abbiamo abbandonato anche, bisogna imparare ad usare i giusti termini. Io quando vado in giro tutti parlano, anche addetti ai lavori, di ASL e noi siamo quella regione che ha le unità locali socio-sanitarie, siamo quella regione che fin da allora ha scelto, quante volte leggiamo nei documenti, il farsi carico, il prendersi cura, la gestione molto attuale anche nei documenti di programmazione che ci sono, il farsi cura della persona in tutte le sue sfere, perché stare in salute non è solo assenza di malattia, ma significa intervenire in tutti gli ambiti, no? Che garantiscono alle persone, alle comunità, il benessere, si dice quella famosa utopica, ambiziosa, ma importante affermazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal quale inopinatamente qualcuno sta pensando di uscire, che definiva la salute come completo benessere sociale, fisico e psichico, non solo assenza di malattia. Il Veneto ha provato fin da allora a rendere pratica questa affermazione, non separando quindi il sociale
dal sociosanitario e dal sanitario, provando cioè a costruire quella sinergia che ha, quell'integrazione sociosanitaria di cui si parla, che metteva in rete e coordinava tra loro senza separatezza gli enti locali con le aziende sanitarie, con il mondo del volontariato, con il terzo settore. E quindi quando dico onesto dico questo. Lo vogliamo ancora questo modello se lo riteniamo importante? Io dico sì. Io dico che dovremmo lavorare per preservare quel tipo di modello che è stato importante nello sviluppo e nella garanzia di diritti per milioni di persone in questo Paese. Credo che dovrebbe essere un dibattito serio, perché la salute in questo Paese non è gratuita. Ogni tanto si dice noi abbiamo un servizio sociosanitario nazionale gratuito. No, la salute non è gratuita. Si è fatta una scelta in questo Paese dentro a quella transizione, attraverso un modello, diciamo così, anche di natura solidaristica. Perché la salute non è gratis? Perché la paghiamo noi con la fiscalità generale, per rendere quindi il modello universalistico accessibile a tutti indipendentemente dalle condizioni. In questo Paese si è detto è a carico di ogni singolo individuo della comunità attraverso la fiscalità generale il finanziamento della salute per tutti. Ora qui l'altro tema, vogliamo mantenere questo servizio? Sì. Come si finanzia il servizio sanitario? Attraverso la fiscalità sostanzialmente. Ci sono le accise, poi ci sono fondi, ma insomma quello è il grosso. Allora io dico, so che è una discussione, avevo ancora anch'io i calzoni corti, e bisogna che tutti comincino a compartecipare attraverso la fiscalità al sostegno, al sostentamento del servizio che va per tutti. Lo dico perché ricordo quando, non so se avete presente, quando fate un prelievo, quando fate un esame, andate a ritirare l'offerto e sotto c'è scritto il costo che il Servizio Sanitario Nazionale pari a. Io penso, diversamente da altri, ricordo quando uscì quella roba lì, a dire è una vergogna, ci fanno in qualche maniera vivere il senso di colpa come se costassimo. No, è importante aver messo quella roba lì, perché dà due messaggi. Il primo appunto che la salute non è gratuita e che ha un costo. Il secondo, perché questo è l'altro elemento, spesso passa quell'idea per il quale, siccome io non sto utilizzando molto nel sociale, diciamo questo, siccome io non sto utilizzando quella prestazione, non è giusto che io paghi per chi la utilizza di più. È un meccanismo solidaristico, poi sul settore sanitario prima o poi a tutti ci tocca, no? Ma ci si accorge di quanto importante sia un finanziamento anche secondo un meccanismo solidaristico, perché quelle prestazioni costano e perché tutti prima o poi abbiamo bisogno di una prestazione di salute nel suo insieme. E in più io dico deve essere una discussione responsabile, legata a come si finanzia, legata a quello che il sindaco diceva, no? Qui stiamo parlando di servizi, ecco il tema della salute, ecco quella affermazione utopica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che riguarda tutta la sfera dei servizi, non riguarda un pezzettino. Forzo un po' il ragionamento, la sanità è un pezzo di un capitolo più ampio e più importante. La sanità parla dell'intervento, della cura, e il problema che oggi ci troviamo ad affrontare è di due tipi. Il primo, che rischia di non reggere più nemmeno la sanità. Il secondo, le discussioni che si svilupperanno dopo, è che ci siamo concentrati sulla sanità, abbiamo fatto delle operazioni lì e però è tutto quello che sta attorno che è risultato carente o non efficace rispetto ai bisogni peraltro crescenti. E allora se la salute è non solo assenza di malattia, il tema qual è? Può star bene uno che non ha il lavoro? No. Può star bene uno che lavora, ha un contratto di lavoro ma non arriva a soddisfare i bisogni primari? No. C'è il tema dei servizi, c'è il tema della famiglia e c'è il tema importantissimo che il sindaco adesso ha toccato ed è uno dei temi che interroga anche rispetto alla domanda che facevi tu. C'è un'unica causa che rende sofferente il sistema sanitario in questo momento? Io dico magari, perché se ci fosse un'unica causa sarebbe anche più semplice l'intervento.
sono un insieme di cause e io dico, senza far torto a nessuno, di questo quando dicevo bisogna essere seri e responsabili, nasce anche da una serie di politiche, non degli ultimi anni, ma di politiche lunghe. Mi piace sempre fare l'esempio, la riforma sanitaria porta il nome della Tina Anselmi, la nostra conterranea, no? Un anno dopo quella riforma che quindi disse il servizio sanitario nazionale pubblico universalistico con lo sviluppo di tutta la salute territoriale, i servizi eccetera, ho studiato perché non posso ricordarlo, votarono contro quella riforma l'allora Movimento Sociale Italiano e il Partito Liberale. Un anno dopo quella riforma, Anselmi, che era Ministro della Salute, dentro alle dinamiche di allora ci fu un cambio di governo e divenne Ministro della Salute un componente del Partito Liberale. Allora, a me piace fare questo esempio perché quella riforma in qualche maniera è cominciata ad essere smontata dal giorno dopo che era stata formulata e ci riporta oggi anche con una serie di problemi dopo la seconda riforma del 92 che ha ulteriormente cambiato il sistema, che arrivano a sintesi. Il definanziamento del sistema sanitario parte almeno dal 92. Dal 2010 al 2019 si sono persi 37 miliardi di euro tagliati al sistema dentro, diciamo così, ai macro temi economici, il problema del debito, quindi chi doveva in qualche maniera pagarlo quel debito? I servizi pubblici e i lavoratori della filiera pubblica. Dico i lavoratori della filiera pubblica, credo che il sindaco capisca bene questa affermazione, perché da allora non solo sono state bloccate le assunzioni, i rinnovi dei contratti a milioni di lavoratori pubblici in questo paese, ma anche a quei lavoratori che pubblici non sono, ma che lavorano su appalti per erogazioni di funzioni pubbliche fondamentali. Perché non è che pagano solo i lavoratori pubblici, il blocco dei contratti e il taglio anche negli appalti nel loro insieme è calato anche su tutti quei lavoratori che erogano funzioni pubbliche con soggetti terzi, dal mondo della cooperazione, che Chiara conosce bene, al mondo del terzo settore, perché dentro a quella fase, diciamo, di sottofinanziamento hanno pagato tutti quelli che erogano e che garantiscono prestazioni pubbliche. Il punto quindi qual è? Dentro anche alla discussione attuale, dove noi abbiamo messo soldi, no, non è vero, ne abbiamo messi quanto mai prima. Da un punto di vista nominale siamo a 140 miliardi, mi pare, di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, una quota nominalmente più alta rispetto a sempre, dopo i tagli, e però ampia parte di quella quota, e quindi la ripresa del finanziamento è nato su due elementi. Il primo, l'emergenza pandemica, con una serie di decreti emergenziali che hanno fatto dopo quello che si poteva prevenire o programmare prima, ok? Ma ampia parte di quelle risorse che sono state messe, sono già state mangiate dall'aumento dei costi energetici, dall'aumento dell'inflazione. Non sono soldi che servono a fare quello che diciamo essere necessario. Ora, quali sono i problemi che responsabilmente dovremmo affrontare? Il primo, quale modello vogliamo? Io credo che questo sia il primo tema. E non è chiarito, perché quello che si sta facendo a macchia di leopardo senza esplicitarlo, io dico, è il graduale processo di privatizzazione rispetto a un servizio pubblico. Il secondo tema, che tipo di welfare vogliamo? Il terzo tema riguarda il finanziamento. C'è il tema della demografia che si toccava prima. Qui siamo in un territorio, il sistema Italia vede più morti che nascite. Il Veneto, come ampia parte, voglio dire, delle regioni in questo paese, ha la crisi, diciamo, demografica, ma non è da oggi che ne discutiamo ed è da mo' che dovremmo aver assunto anche degli interventi e delle scelte politiche per affrontarla. Belluno e Rovigo sono due territori dove le cittadini in età pensionabile sono già in misura numerica e percentuale più alti dei cittadini in età lavorativa. La pedemontana del Trevigiano ancora tiene perché? Perché nel corso degli anni ampia parte di immigrazione è e si è collocata anche in queste aree. Venezia, che è città importante, è in una situazione di bilico. Allora il punto vero qual è?
in una situazione di questa natura, dove noi abbiamo un meccanismo, un sistema di finanziamento, diciamo solidaristico, e che richiede naturalmente che quell'equilibrio tra popolazione e cittadinanza che lavora e popolazione in pensione sia sempre un equilibrio in attivo per i primi rispetto ai secondi, bisogna fare delle scelte politiche. Poi io capisco, è legittimo che la politica dentro alla naturale ricerca del consenso, no? La tiri lunga, eccetera. A me piace ricordare, proprio perché la mia attività è iniziata in questo terreno, che da un lato c'era una narrazione, ricordo l'allora sindaco Gentilini, da un lato c'era la narrazione tiriamo, no, agli immigrati come fossero delle lepri, ma dall'altra Treviso e la provincia di Treviso erano il territorio nel Veneto a maggiore integrazione, maggiori politiche di accoglimento di flussi migratori e di inserimento anche da un punto di vista della casa, dei servizi. C'è un problema di personale, sì. L'età media degli infermieri è 52 anni, l'età media degli operatori sociosanitari è 54 anni. Oggi stanno andando vuoti molti corsi di formazione per operatori sociosanitari. Dopo la crisi del 2008, molte lavoratrici donne, in particolare del settore manufatturiero espulse dalla crisi, andarono a fare la formazione per operatore sociosanitario. L'età media allora era 54 anni di chi accedeva a quei corsi lì. Quando c'è stata una parziale ripresa prima della pandemia, ampia parte di quel personale è tornato da dove veniva. Perché? Perché quello che sfugge a molti, e su questo chiederei anche di avere maggiore attenzione, maggior riguardo per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni della sanità, che fanno un lavoro difficile, fanno un lavoro di presa in carico, si fanno carico del lutto, del dolore, della morte, dell'assistenza, e non serve purtroppo loro in una situazione così difficile l'acuirsi di alcuni fenomeni come quello delle aggressioni. Noi stiamo affrontando in questo momento una situazione anche imprevista. Da un lato c'è chiaramente meno personale rispetto a quello che serve, con tutte le dinamiche che questo determina. Col piano nazionale di ripresa e resilienza, dove girano miliardi, poi bisognerà capire se siamo bravi a portarli a casa quei miliardi, perché non te li regalano, perché li porti a casa nel momento in cui il progetto è concluso, nel momento in cui hai raggiunto quegli obiettivi lì. Assistiamo ad una fase nella quale molto ampia parte del personale sanitario e per condizioni economiche, perché dicevo prima, da un lato il finanziamento se l'è mangiato l'inflazione, dall'altro gli stipendi sono fermi e quello che viene proposto in termini di rinnovo copre un terzo del costo della vita. E quindi da un lato le persone fanno una scelta di natura economica e vanno dove fino a ieri gli dicevano vuoi 1.000 euro per lavorare, lì c'è la coda, prendere o lasciare. Oggi gli dicono, quegli stessi soggetti, quanto prendi nel pubblico? 1.400 euro lordi, se fai i turni arrivi a 1.800, io i 1.800 te li do netti. Dall'altro c'è un problema serio di numeri, abbiamo avuto modo di dirlo anche nella discussione con la Regione. Se strutturalmente oggi mancano 3.000 infermieri, perché mancano? Ma la Regione l'ha esplicitato in un suo documento, il rischio è quello di arrivare a meno 9.000 nell'arco di 10 anni. Qui si chiudono 5 ospedali. E non solo si chiudono 5 ospedali, ma non si fanno quelle politiche importanti che pure stanno nei documenti di programmazione che partono e che parlano dello sviluppo sociosanitario. Ora noi quindi, e chiudo, rischiamo da un lato, siamo già in sofferenza su un pezzo che è quello sanitario che ancora reggevo. Dall'altro ci sono documenti importanti, condivisibili, che parlano di una prospettiva di sviluppo del servizio socio-sanitario di questa regione, di questo paese, che rischia di rimanere inevaso e non praticabile per assenza di risorse. E dall'altro c'è uno scenario demografico, qui vicino c'è una struttura. Qui c'era un ospedale a Valdobbiadene, un ospedale a Crespano, un ospedale ad Asolo, un ospedale a Pederoba, scusate non sono stato lineare, e lì si fece un'operazione per dire che quello che leggiamo oggi sono documenti che risalgono a 30 anni fa, nel quale si diceva vanno riconvertite le strutture perché l'ospedale piccolo non è sicuro. È vero questo?
Cosa ci dice però la differenza tra teoria e realtà? A quella riconversione di strutture, a quella riduzione di posti letto, a quegli interventi che si facevano, dovevano partire tutti gli interventi di implementazione dell'assistenza territoriale. E questa cosa non è avvenuta. E nonostante una programmazione sociosanitaria 2012 della Regione Veneto molto importante, io ricordo all'epoca girammo questo territorio per spiegare i contenuti di quella programmazione che era importante, condivisibile, poneva degli obiettivi alti e ambiziosi. Il punto qual è? Che nel momento in cui scrivi in un documento di programmazione che riduci i posti letto in ospedale, che vai a riconvertire strutture, dall'altra parte devi attivare quello che non fai più. E oggi abbiamo i cittadini, il problema, dicevi, le liste d'attesa, il problema dei pronto soccorso. Oggi ampia parte dei cittadini, quando hanno un problema, vanno in pronto soccorso, perché non hanno un luogo diverso nel quale andare. Oggi si sta discutendo una riforma, non ci riusciranno mai dal mio punto di vista, sulla riforma dei medici in medicina generale. Perché? Perché la figura del medico in medicina generale è essenziale e centrale nel poter erogare e rendere attuabili alcuni interventi. Secondo me non ci riusciranno mai. Io ricordo che nel 2012 come CGIL ci spendemmo su questa cosa qui dicendo: guardate che siccome lì è una figura centrale, cominciamo in un percorso che preveda la possibilità, almeno per i giovani, per i neoassunti, di diventare dipendenti e non convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale, lasciando naturalmente alla volontarietà, una gradualità per chi invece ha un rapporto libero professionale in convenzione di scegliere o di mantenere il rapporto che ha. Sono passati 13 anni, ce la farà il ministro Zangrillo? Dubito. È giusto che i medici pongano quelle questioni? Assolutamente sì, è giusto che li pongano, non fai mai degli interventi se li cali dall'alto, devi considerare, voglio dire, anche quello che quel personale ti pone, che ha paura in un passaggio alle dipendenze di essere trattato, permettetemi, scusate se alzo un po', come gli altri dipendenti. Fai ste robe che devi fare con questa quantità retributiva. Questo è il tema. Io spero che ci si arrivi. Poi il sindacato di medici medicina generale viene meno il rapporto di fiducia col cittadino. Diciamocela, con 1800 assistiti, qual è il rapporto di fiducia? Sti pori cristi di medici di base. Ormai tra burocrazia, tra carte che devono fare, tra responsabilità che sono calate loro, ma qual è il rapporto di fiducia? Quando il cittadino va lì, fa la prescrizione e manda via, e se solo prova a dire guardi che non c'è bisogno di questa prestazione, chiudo, ecco il tema delle liste d'attesa, succede il finimondo. Sulle liste d'attesa, e chiudo, io dico, se hai il personale le prestazioni si fanno, se non ce l'hai, dietro a quelle prestazioni o hai il personale, non ce l'hai. L'intelligenza artificiale al momento sia lì, non è che c'è un robot che fa quelle robe che oggi fa la persona fisicamente. Basta fare quello che si sta facendo, non basta più, noi lo vediamo anche nelle strutture sociosanitarie, le persone che pure hanno un bisogno di retribuzione di soldi perché fanno fatica con uno stipendio a reggere, sono sature, non ce la fanno più. Rinunciano alle prestazioni aggiuntive, rinunciano a qualche soldo in più, perché le loro condizioni di vita sono diventate insostenibili. Regge fino a un certo punto, ma chi lavora là dentro ha bisogno anche lui, come gli altri, di avere il tempo per la famiglia, per i famigli, per i figli, per i propri genitori. La lista d'attesa, anche qua, servirebbe, io dico, un dibattito onesto, serio e responsabile. C'è un problema di trasferimento di funzioni dopo la pandemia che si sono accumulate, c'è un problema di personale, o ce l'hai o quelle liste d'attesa non le superi, c'è un problema di appropriatezza, sì, è naturale che ognuno di noi rispetto al proprio problema voglia la prestazione domani, però i professionisti della salute fanno il loro mestiere e indicano gradi di priorità. Il problema oggi qual è? Che anche rispetto ai gradi di priorità e ai tempi di priorità indicati non si riesce più a rispettarli. Allora, e chiudo, onesto, serio e responsabile. Vogliamo questo modello? A me piacerebbe garantirlo e che funzionasse ancora.
e però bisogna lavorare per quello. Vogliamo fare quelle cose che in tutti i documenti ci sono, a partire da quell'affermazione importantissima, la persona, farsi carico della persona non solo quando si ammala, ma nell'arco della sua vita, guardando anche quali sono i bisogni crescenti, e servono risorse. Sono scelte politiche. I soldi sono pochi, i soldi decidiamo se in questo paese, per garantire un sistema di welfare, un sistema salute, che abbiamo detto tutti essere tra i migliori al mondo, se le scelte politiche vogliono indirizzarsi in quella direzione o meno. L'alternativa, io dico, è quello che già stiamo vivendo e e concludo sul serio, pongo una grande attenzione, perché anche qualcuno in casa nostra non ha capito in questo territorio come sta funzionando. Hai i grandi gruppi multinazionali, hai i fondi di investimento che vengono ad investire su sta roba qua, e a quella gente lì non gli interessa garantire diritti, prestazioni, risposte ai bisogni. Quella gente lì, soprattutto ai fondi, garantisce fare profitti e aprirsi, come dire, una prospettiva su un tema dove non c'è rischio di impresa, perché possiamo anche immaginare che viviamo 100 rotti anni, possiamo anche sperare che l'algoritmo scopra anche il siero della vita illimitata, possiamo anche pensare di rallentare i processi di invecchiamento, anche a medici, la facoltà nel quale, voglio dire, non ci sono problemi, vengono esaurite tutte le borse di studio, è la chirurgia estetica e la chirurgia plastica. Allora, io penso che questi siano i temi che dobbiamo affrontare, fate bene ad affrontarli, chiamano in causa tutti i soggetti, io dico, proprio per la transizione che c'è stata. A volte i sindaci erano comitato di gestione prima dell'aziendalizzazione. Per forza di cose, non gli piacesse o meno, si interessavano e come di quei temi là. Io ho iniziato a lavorare, non avevo il direttore generale, avevo il presidente della conferenza dei sindaci. Il presidente, scusate, del comitato di gestione, che era il sindaco del territorio nel quale insisteva. C'è stata la transizione all'aziendalizzazione, i sindaci ne hanno ben donde a gestire quello che devono gestire, dalle piccole cose che magari più paiono superficiali e buse, alle grandi cose. C'è la necessità di aprire questo dibattito, aprire una discussione anche rispetto agli ambiti territoriali sociali, che non può essere un'operazione, un protocollo calata sulla decisione del comitato dei sindaci dove viene spiegato è così, ne avremmo fatto volentieri a meno, ma siccome la legge di stabilità 2021 ha previsto che i soldi vanno in ATS, poi voi oggi dovete fare i conti non solo con quale forma giuridica, e noi stiamo dicendo alcune cose in maniera chiara perché abbiamo fatto anche noi forme di pressione su questa roba qua, ma il punto vero che vi troverete a gestire, ecco perché serve una discussione con tutti gli interlocutori. Come facciamo con queste risorse a garantire, voglio dire, uno sviluppo di questi ambiti e di quelle funzioni che lì sono previste? Come facciamo? Facciamo un'operazione che dia risposte concrete ai cittadini o ci troviamo a dover fare un'operazione frutto di un'impostazione calata dall'alto? È un bel dibattito ed è un tema serio che riguarda i temi della salute. Grazie. Consigliera Luisetto, per quanto riguarda la protezione sociale che oggi siamo abituati a ricevere in comune attraverso l'assistenza sociale, siamo abituati comunque ad un servizio di prossimità, nel senso che almeno qui in comune si trovano dei servizi. Quali sono invece i cambiamenti che si prospettano dopo la riforma regionale? Provo a cronometrarmi così sto nei tempi. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno al sindaco e al presidente della conferenza. Cosa dirvi? Presidente comitato, scusate. Ho promosso, facciamo così. Partiamo da che cos'è questo cambiamento, cioè quando parliamo di ambiti territoriali sociali, se io vi chiedo che cosa sono,
non so quante mani si alzano stamattina, perché già i sindaci si stanno addentrando in questo universo abbastanza nuovo, però i cittadini spesso non sanno ancora di che cosa parliamo, ma per motivi abbastanza semplici, che adesso cerco un po' di spiegarvi. Intanto la premessa che va fatta è che questa legge di cui ho avuto il privilegio di essere correlatrice è stata una legge che non ha visto voti contrari in Consiglio regionale. Le minoranze, le opposizioni, con le opposizioni ci siamo astenuti, ma ci siamo astenuti perché è stato fatto un lavoro, a mio avviso, importante in commissione di confronto, di approfondimento, dove tanti degli emendamenti che avevamo presentato sono stati approvati, ma anche perché abbiamo ragionato sul fatto che anche i nodi critici che ci sono e a nostro avviso continuano ad esserci e saranno sfide abbastanza delicate, sono basate su una legge che doveva in realtà essere già applicata, una legge nazionale che nel nostro territorio per 24 anni non è stata recepita. È una legge del 2000, il cui relatore alla Camera è stato Dino Scantamburlo, un veneto del Campo San Pierese che ho incontrato anche durante i giri di presentazione di questa legge e che mi ha raccontato in questa legge che era la 328, quella che ha organizzato i servizi sociali nell'anno 2000, la legge Turco, Livia Turco, che porta la firma di Livia Turco, come all'epoca lo spirito con cui si ragionasse di sociale fosse estremamente moderno e contemporaneo, già 24-25 ormai anni fa. Che cosa sono gli ATS e perché nel 2000 nascono? Gli ambiti territoriali sociali sono una organizzazione dei servizi sociali, non più ognuno per sé, Dio per tutti, ma in rete. Vuol dire che io ho fatto il sindaco la sindaca fino al 2019, avevo la mia assistente sociale, anzi le mie 2 assistenti sociali, e con loro gestivo il sociale nel mio comunello. Quello che succedeva a Bassano del Grappa, a Marostica o nei comuni vicini, io lo sapevo fino a un certo punto. Lo sapevo perché mi incontravo con gli altri sindaci nelle conferenze e nei comitati. Ma ognuno gestiva a sé. Ora la legge Turco dice, siccome da Vidor a Valdobbiadene a Treviso Centro io sono sempre un cittadino che dovrebbe avere gli stessi diritti in ambito sociale e molti comuni, soprattutto quelli piccoli, non hanno la forza di garantire lo stesso standard di risposta ai bisogni sociali, bisogna provare a mettere insieme le zone in ambiti, attenzione al termine, omogenei, cioè costruire degli ambiti sulla base dei quali io riesco a fare delle politiche sociali e rispondere ai diritti delle persone in maniera egualitaria ed equa. Noi ci abbiamo messo, in realtà questo è uno dei problemi, 24 anni ad applicare questa legge. C'è un motivo, il motivo è che il nostro sistema sociosanitario è basato su una delega molto spesso dei comuni alle ULSS che ha un po' tamponato l'urgenza di costruire questa legge. La delega è data su servizi sociali a rilevanza sanitaria. Vi faccio degli esempi. Integrazione lavorativa, quelle persone che non riescono a trovare un lavoro ma hanno una difficoltà che non gli permette di lavorare in un'azienda, diciamo come tutti gli altri, passano da un servizio che è il SILAS, un servizio ULSS che è delegato dai comuni. L'integrazione scolastica, gli operatori sociosanitari nelle scuole che supportano gli insegnanti di sostegno accanto ai ragazzi con disabilità. Sono funzioni che nel tempo sono state delegate alle ULSS dai comuni pagando una quota pro capite per cittadino. Questa legge in realtà dice riappropriatevi comuni del sociale, ma riappropriatevi di questa materia non soltanto per quello che oggi gestite ognuno per sé e dovete mettere insieme, ma anche per quelle parte di quelle funzioni che avete delegato alle ULSS. Allora, in questi 24 anni, uno dei problemi è che mentre le altre regioni, penso al Piemonte, all'Emilia Romagna, al Friuli, hanno messo a sistema dei modelli, si sono organizzati, hanno sperimentato, hanno provato a capire come poteva essere gestire il sociale insieme, con modelli che devo dire funzionano, anche quello piemontese per esempio è uno di quelli che avendolo studiato, avendolo visto, mi sembra che funzioni bene. Noi non abbiamo sperimentato tutto questo e arriviamo a doverlo mettere in piedi adesso, in una situazione
non esattamente semplicissima, in primis per i comuni, che già vivono una situazione di sofferenza economica non indifferente, ma anche perché nel tempo ci si è un po' seduti su questa delega, soprattutto dopo la legge 19 del 2016, dopo che Mantoan, dico per brevità e per contiguità territoriale, ha assorbito e accentrato nelle ULS, nelle grandi ULS, il sistema sanitario. Questo ha fatto sì che i comuni, bene o male, si ritrovino nelle conferenze dei sindaci e lo facciano, non voglio banalizzare, ma molto spesso per dare il voto al direttore generale o per, come dire, ascoltare quanto arriva dall'ULSS, ma anche nelle funzioni delegate un protagonismo dei comuni è venuto un po' alla volta meno. Oggi dove ci troviamo? È stata approvata la legge ad aprile del 2024 e bisogna mettere a sistema gli ambiti. Quanto tempo c'è? C'erano 2 anni da aprile, adesso c'è 1 anno e mezzo. I comuni entro marzo devono dire alla regione come si organizzeranno, in quale forma si organizzeranno per stare insieme e poi entro l'anno prossimo, entro marzo dell'anno prossimo, gli ambiti devono partire. Allora, quali sono le questioni? Perché mi deve interessare da cittadino se funziona o non funziona l'ambito territoriale sociale? Perché tutti quei bisogni di cui parleremo anche poi nella tavola rotonda, che vanno dalla necessità delle risposte alla disabilità, agli anziani, alla presa in carico delle fragilità, alla ricerca della casa, ci sono tutta una serie di tematiche in cui gli ambiti hanno responsabilità dirette, sono appunto questioni che possono riguardare tutti noi, incidentalmente, per periodi difficili della vita, perché dobbiamo essere caregiver, cioè persone che si prendono cura di una persona cara, magari di un anziano o di una fragilità. Quindi l'assistente sociale, che oggi identifichiamo come il nucleo del sociale, è una figura che non sarà più dipendente del comune, ma diventerà dipendente dell'ambito ed è una figura centrale in un sistema, in una rete di servizi che verranno messi in piedi. Quali sono le sfide e i problemi? I problemi sono un po' certamente quelli economici, ma anche quelli delle dimensioni. Allora, l'Asolano, in provincia di Treviso ci sono 3 ambiti. Quello di Treviso, che è uno dei più grandi della regione, ha 418.000 abitanti. L'ambito dell'Asolano, di cui fate parte, che ne ha 248.000, più o meno 222 per essere precisi, e l'ambito l'altro ambito, che è quello del Conegliano, che ne ha di 218.000. Questi 3 ambiti hanno una prima questione, quella delle dimensioni. C'è un decreto ministeriale, il 77, quello che parla delle case di comunità, che spiega come organizzarsi i territori, che indica come dimensione ottimale massimo 100.000 abitanti. Capite che con ambiti del doppio o del triplo diventa complesso gestire un territorio. E allora quella parola che vi ho detto all'inizio, l'omogeneità dei bisogni, è messa un po' a rischio. Faccio l'esempio di casa mia. Il Bassanese ha un ambito che non è neanche enorme perché ha 170.000 abitanti, dove però dentro c'è tutto l'altopiano di Asiago. È evidente che l'altopiano, anche solo se parliamo di assistenza domiciliare, di distanze da coprire, di modalità di organizzazione del servizio, ha bisogni completamente diversi da quelli della pianura del Bassanese. Altro esempio, settimana scorsa ero a Adria e Villa Dosa nel Rodigino. Adria ha l'ambito uno dei più piccoli, circa 68.000 abitanti, ma hanno distanze da coprire siderali tra una comunità e un'altra, in un territorio veramente molto variegato. Allora, quando siamo stati in discussione di questa legge, avevamo chiesto che gli ambiti non fossero 21, come saranno 24 perché poi Padova e Verona hanno tenuto una divisione chiedendola durante la discussione della legge, ma fossero più di 30, come lo erano un tempo all'inizio, i primissimi distretti delle ULSS. Perché? Perché l'omogeneità, a nostro avviso, in dimensioni più ristrette si riusciva a costruire meglio. Ovviamente fare più ambiti aveva un costo maggiore, qua arriviamo al secondo nodo. I sindaci trasversalmente hanno chiesto durante la discussione di questa legge che venissero stanziate risorse adeguate per far partire la nuova struttura amministrativa organizzativa. Ci mettiamo insieme, ok, abbiamo 240.000 abitanti da gestire, ci mettiamo insieme, arrivano i soldi per il sociale
dallo Stato, dall'Europa. Dagli ultimi anni in poi, diciamo dal PNRR in poi, ma anche prima, i soldi per il sociale hanno iniziato a non arrivare più ai singoli comuni, ma agli ambiti. Noi gli ambiti non ce li avevamo ancora. I comuni hanno fatto autogestione con dei capofila che in qualche maniera cercavano di non perdere i soldi, ma adesso tutte queste risorse arriveranno agli ambiti. Qual è il problema? Con la Sonia Lanzarini ogni volta mi dice: ma dentro nelle risorse che arrivano dallo Stato e dall'Europa ci sono anche i soldi per il personale. Sì, per il personale dei progetti, ma il personale amministrativo, la macchina organizzativa che nei prossimi 50 anni dovrà far funzionare gli ambiti, chi risponde al telefono e permette alle assistenti sociali di stare sui territori. Questi soldi qua per costruire sta cosa qua, a nostro avviso non sono stati messi a sufficienza. Perché ve lo dico? Perché nel 25 e 26 la Regione stanzia 2 milioni di euro per tutti e 24 gli ambiti. Soprattutto gli ambiti che si costituiranno con una forma giuridica, dopo provo a spiegare che cos'è, nuova, si parla di 80.000 euro a ambito più o meno, cioè non ci il direttore obbligatorio, non ci paghi neanche il direttore con questi soldi qua, ma facendo proprio i conti della serva, bollette, gestione delle assicurazioni, una sede, perché l'ambito deve avere una sede che riguarda tutti i comuni. Quindi il rischio che noi abbiamo intravisto nell'investire così poco è che poi i comuni si debbano tirar fuori di tasca propria un'ulteriore quota pro capite che accanto a quella sociosanitaria vada a alimentare il sociale. E uno dice: vabbè, ma ti riporti indietro un po' di funzioni dall'ULSS, scali un pochino la quota che davi prima all'ULSS. Sì, parzialmente vero, ma quanto scaliamo? Di quanto stiamo parlando? Quanto serve ai comuni per costruire ex novo, da zero, una macchina? E qua arriviamo alle sfide. Io sono convinta che gli ambiti, faccio una premessa, non l'ho fatto prima, siano un'opportunità per provare a rinnovare e a gestire il sociale come comunità consapevoli, anche per istituire progetti innovativi. Dopo vi faccio un esempio che è stato portato avanti in una regione vicina dove sono andata a studiare per una proposta di legge che ho presentato. Ma l'innovazione ha bisogno di gambe, di benzina. Sta macchina qua fa fatica a funzionare se non vediamo il carburante. Allora, a che sfide si trovano davanti i comuni ad oggi? Sicuramente quella del personale in questa fase, della gestione del personale. Quando abbiamo discusso la legge, una delle cose che siamo riusciti a portare a casa è che qualsiasi forma giuridica si scelga dovrà restare pubblica nella sua architettura, perché insomma non ci sembrava il caso che anche nel sociale, nella forma, nella gestione del sociale si parlasse di un privato che ha un ruolo importante. Il privato entra come contributo organizzativo di gestione, non è il male, deve collaborare, anzi per dei servizi di welfare innovativi, ma la programmazione deve stare in capo all'ente pubblico perché la responsabilità deve essere, a nostro avviso almeno, pubblica. Quindi qualcosa si è portato a casa e anche c'è stata una distinzione tra chi progetta e coprogetta, l'ente pubblico e il no profit, e chi invece, le aziende for profit, danno una mano ma non entrano nella coprogettazione. Nella prima versione della legge così non era tutto, l'articolo 7 era scritto tutto insieme, in sostanza erano tutti soggetti alla pari. Perché è importante questo? Perché appunto gli enti possano avere un ruolo nell'innovazione e nel costruire servizi sociali di prossimità, che è l'altro tema importante. Però dicevo, in tutto questo abbiamo messo che le forme restino pubbliche, che siano consorzio, che sia l'azienda speciale consortile, che è un ibrido, ma i contratti di lavoro di chi ci lavorerà in queste aziende non è così scontato che restino contratti pubblici. Non sarà così facile perché i comuni dovranno riversare nell'ambito gli assistenti sociali che oggi sono loro dipendenti, amministrativi, figure di amministrazione e poi anche figure che arrivano dalle ULSS che fino ad oggi si sono occupati ad esempio dei piani di zona, che è il ruolo di programmazione, il luogo della programmazione territoriale. Quindi una sfida è sicuramente quella dei contratti, una sfida è quella della gestione e del mettere insieme anche banalmente dei regolamenti. Io penso, nel mio comune avevamo un regolamento per la gestione dei contributi alle famiglie in difficoltà o dell'assistenza domiciliare.
completamente diverso da quello che avevano 3 comuni più in là. Mettere insieme tutto questo richiederà tempo, studio e consapevolezza. L'altra fragilità che io vedo girando i territori è una grande confusione da parte degli amministratori locali a cui è un po' piovuta questa legge e che si trovano a cercare di capire di che morte morire in sta fase. Però guardate, è fondamentale, perché tra l'innovazione o il rischio di sedersi su deleghe ancora maggiori alle ULSS, ci passa il mare in mezzo. Quindi la necessità di considerare questi ambiti un'opportunità, ma anche di chiedere che ci siano le risorse adeguate, dimensioni più umane per gestirli e una programmazione che accompagni le realtà locali, serve a dare beneficio ai cittadini. Faccio un esempio e dopo ho 4 minuti, dai, e dopo cerco di chiudere. Oggi noi abbiamo un sistema che si dice eccellente, efficiente, perché è basato sul numero di prestazioni che eroga, il numero di volte in cui vengo a casa a farti l'assistenza domiciliare, il numero di volte in cui io ti vedo come medico paziente. Dovremmo completamente provare a cambiare approccio per quei bisogni che diceva Ivan prima e che cambiano, per quelle risposte sociali che cambiano, c'è la necessità che cambi anche l'approccio e dovrebbe essere un sistema che si dice efficiente ed efficace, perché si basa sulle prese in carico, su quanto nel corso della tua vita io, sistema pubblico, riesco ad esserti accanto e a prenderti in carico. Faccio spesso questo esempio che ho sentito da un bioeticista e mi è piaciuto molto. Se oggi Enea vivesse, se fosse un personaggio del quotidiano, Enea, che scappa da Troia con il padre sulle spalle e il figlio per mano, avrebbe una 70 d'anni, probabilmente sarebbe una donna, perché tendenzialmente così, siamo ciapae, sarebbe una donna che ha una serie di problematiche da gestire, avrebbe sulle spalle un paio di genitori non autosufficienti, ok, che magari non trovano posto in casa di riposo o non hanno i 3.000 euro al mese, 2.500 per permettersi una retta aspettando che arrivi la quota che non c'è per tutti, e avrebbe per mano un figlio che magari dal pre al post pandemia ha manifestato una serie di difficoltà, perché le abbiamo viste raddoppiare disturbi d'ansia, depressione, una serie di difficoltà che stanno coinvolgendo i nostri giovani e di cui si parla troppo poco. Con una famiglia di questo genere, con una foto di famiglia, usando l'espressione del presidente di regione che mi ha detto che sono massa fosca quando che tratteggiamo le foto di famiglia, però bisogna tenere dentro tutti, se no rischiamo di raccontarcela. In una foto di famiglia così cambiata, io ho bisogno di prendere in carico questa famiglia, questo nucleo per tanto tempo e posso misurare l'efficacia di come faccio servizi sociali e di come gestisco il sociosanitario solo se non mi accontento di vederti una volta, ma ti accompagno. Prima vi parlavo di un esempio innovativo. A volte basta poco. Questa è una fase in cui noi iniziamo un nuovo sociale. Per iniziare un nuovo sociale col passo giusto ci vogliono gli strumenti giusti, una mappatura dei servizi, una mappatura delle risorse umane e poi magari strumenti. Nell'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine, subito Dea del Po, in Emilia Romagna, hanno sperimentato sta cosa. C'è un portale che si chiama Fragili. Loro hanno preso, con tutta una fatica sulla privacy, i dati infinita, hanno preso tutti i dati che le ULSS di quel territorio avevano a disposizione sui cittadini, i dati dei comuni, degli enti locali, delle anagrafi, i dati degli assistenti sociali, hanno fatto una mega banca dati riservata ovviamente che possono leggere soltanto gli enti locali, gli amministratori e gli operatori pubblici e l'hanno agganciata a Maps, tra l'altro è un software pubblico tramite il riuso, l'hanno agganciata a Maps. Io sindaco riesco a vedere nella mia comunità se nel condominio di via Roma ci sta la signora Maria che ha 80 anni, non ha l'ascensore, vive da sola, ha un permesso per disabile, magari ha paro dei problemi cardiopatici, non per augurare tutte ste sfighe alla signora Maria, ma per farvi capire. E magari 3 piani sotto ci sta Giulio che ha 15 anni e ha difficoltà a scuola ed è in carico magari alla tutela minori. Io riesco in qualche modo a vedere come sta il mio territorio e a programmarlo. Pensatevi, in una fase in cui non programmiamo più ognuno per sé Dio per tutti,
singoli comuni, ma in ambito, avere un'organizzazione di questo genere. Magari saprò in quali quartieri o in quali zone di tutto il territorio concentrare l'assistenza domiciliare, dove c'è più bisogno. Potrò fare una mappatura che mi permette di essere performante nella gestione dei servizi. Ho fatto un esempio banale, in alcuni territori magari questa cosa può non essere utile, ma per dare una misura di come ci può essere innovazione. Quello che non dobbiamo perdere, e chiudo secondo me, è la prossimità. Noi abbiamo un sistema sociosanitario che nel tempo si è un po' affievolito su certi aspetti. Pensate che abbiamo una legge dell'assistenza sociale, legge regionale dell'82, non c'ero ancora nata neanche a me, quindi una ottima legge sull'assistenza sociale, ma nel tempo si cambia il mondo, no? Quindi non abbiamo ancora una legge sulla riforma delle IPAB, quindi ci sono dei tasselli che ci mancano, però quello che non dobbiamo perdere è quello che è nato con questo sistema. Noi avevamo il primo assessore regionale alla sanità, il professor Prezioso, che credeva tantissimo nella deospedalizzazione, e molti dopo di lui hanno creato un tessuto sociosanitario, sociale, di prossimità, che nel tempo si è asciugato e ha lasciate più sole le comunità sociali a fare battaglie, le comunità locali a fare battaglie. Io credo che se vogliamo davvero, uso un termine forse altisonante, salvarci come comunità, come prospettiva solidale, visto che col Covid abbiamo detto che avevamo imparato che dovevamo stare insieme, che da soli non andavamo da nessuna parte. Io credo davvero che se vogliamo salvarci, mantenere o ricostruire quell'eccellenza che sembra essere tanto a parole ma poco nell'esperienza delle persone, dobbiamo ritornare a considerare la prossimità e le risposte di prossimità come essenziali, non perché un piccolo mondo antico deve, come dire, accompagnarci, non tornerà più il grado di servizi e la capacità di servizio che avevamo prima, ma nella riorganizzazione avere come faro la persona e la prossimità e avere chiaro come sono cambiati i bisogni, a mio avviso ci aiuterà davvero a essere comunità più solidali e a combattere quelle solitudini che spesso non sappiamo sono dentro nelle mura di casa. Grazie mille. Interessanti questi due punti di vista. Certo, tutti i temi non possono essere esauriti in nel breve spazio di questa mattinata. Adesso proviamo a scendere ad un livello più locale, apriamo la seconda parte del nostro incontro e invito a unirsi a noi Francesco Orru, segretario generale della CISL di Treviso Belluno, e Valerio Favero, sindaco di Possagno, nonché, come abbiamo detto, presidente del comitato dei sindaci dell'ambito 8 Asolo, la nostra vecchia Ussotto. Allora, cominciamo dal segretario Orru. L'attenzione per la sanità e sociale, anche per la vostra confederazione, è in primo piano. Ma nel nostro territorio come si concretizza quanto è stato finora esposto e anche quello che non è stato esposto rispetto alle case di comunità, agli ospedali di comunità, a tutta la riforma dell'assistenza territoriale? Una domanda semplice, molto semplice. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Un ringraziamento a chi ha organizzato l'evento per l'invito, ma soprattutto un complimenti perché anch'io ritengo che ci sia bisogno di incontrare le persone, di parlare con i cittadini, di spiegare e far partecipare un po' tutti a queste discussioni, perché riguardano tutti. Guardate, io mi ho presentato, sono il segretario generale della CISL di Belluno e Treviso, delle due province, perché anche noi in un'ottica un po' che veniva spiegata di mettere assieme, di fare sinergia, l'abbiamo studiato, l'abbiamo fatto come sindacato. Quindi io vi faccio un quadro molto sul territorio, non aspettatemi da me grossi interventi di carattere nazionale o quant'altro.
però voglio farlo attraverso questo ragionamento. Permettetemi prima una premessa e poi entriamo un po' dei numeri, anche di qualche struttura. Abbiamo sentito il sindaco prima, così anche qualche numero che ho raccolto lo condividiamo per vedere se il quadro che ho io corrisponde un po' alle opportunità future per il comune di Valdobbiadene e limitrofi. Allora, però il primo ragionamento nel fare la premessa, e ci tengo anch'io a sottolinearlo con forza, perché riguarda non solo quest'area, ma riguarda secondo me sia la provincia di Belluno, sia la provincia di Treviso, sia il Veneto, ma penso l'Europa, è il famoso discorso della glaciazione demografica. Se ne parla poco, si sta cominciando ultimamente a prendere atto di questo. Qualcuno parla di inverno demografico, io invece parlo di glaciazione demografica, perché l'inverno passa e poi arriva la primavera, invece non è così. Stiamo invecchiando come paese. Stiamo invecchiando come paese e nel contempo non nascono bambini e soprattutto abbiamo sempre meno persone in età di lavoro. Queste tre cose, sto facendo quella che appunto viene definita la tempesta perfetta, perché? Perché qualsiasi ragionamento vogliamo fare sul sociale, sulla sanità, eccetera, ma veniva detto anche sugli interventi prima, si parte dal contesto che siccome stiamo invecchiando avremo sempre più bisogno di sanità, a 360 gradi. Ne avremo più bisogno sia dal punto di vista di cura, sia dal punto di vista di assistenza, perché stiamo invecchiando e l'età si allunga sempre più, però è altrettanto vero che non sempre arriviamo a 90 anni in perfetto stato e quindi c'è bisogno di aiuto. Dall'altra parte c'è bisogno di risorse per tutto questo. C'è bisogno di gente che lavori, che faccia crescere il nostro paese, che paghi le tasse e quindi contribuisca, come veniva detto prima, per offrire poi tutti questi servizi. E quello invece diminuisce. Io ogni tanto faccio qualche chiacchierata con qualche sindaco che riceve una serie di spinte, richieste d'aiuto, eccetera, e nel contempo vede i fondi a disposizione diminuire. E quindi la prima riflessione che dobbiamo fare con forza è questa. Dobbiamo farla perché dovremo essere anche in grado, anche con la regione, ne approfitto anche della presenza, di provare a studiare come trovare nuove risorse da destinare a questi temi. Le nuove risorse non possono essere naturalmente aumentare le tasse a coloro che hanno dei redditi bassi, però per chi ha dei redditi alti si può fare una discussione. E questo lo do per scontato che la lotta all'evasione deve essere sempre al primo posto e se tutti pagassero le tasse avremmo le risorse per fare questo. Si stimano oltre 100 miliardi di evasione all'anno in Italia, quindi ne avremo di soldi. Quindi il ragionamento, primo questo. Il secondo ragionamento, che poi si sposa un po' con tutto il tema degli ATS, che veniva spiegato adesso molto bene, del lavoro che dovremmo fare, è riuscire a coniugare due aspetti. Il primo, che tutte le persone che hanno bisogno di assistenza, di sanità, di servizi, non sono dei pacchi. Non sono un qualcosa che se viene dritta o se viene storta in una fabbrica va bene lo stesso. Siccome sono la roba più importante che abbiamo, sono i nostri cari, i nostri familiari, devono essere curati nel modo migliore possibile. E per fare questo servono le giuste persone, la giusta professionalità, il giusto numero di assistenti e quant'altro. E qua si apre il secondo tema, che noi non abbiamo tutte queste figure. E quindi si dovrà aprire un'altra bella discussione su come trovare quella professionalità per far funzionare, non vi faccio l'elenco, dagli ospedali alle case di cura, eccetera, eccetera. E tutto questo si sposa con
le giuste retribuzioni per queste persone, il giusto riconoscimento per una vita di sacrifici che fanno, e poi noi gli chiediamo di lavorare a turni, di assistere persone non autosufficienti, eccetera, eccetera. Noi ciò che abbiamo chiesto con forza quando abbiamo cominciato a discutere degli ATS è stato quello, oltre naturalmente ai sindaci che sono i primi in questa partita, ma di coinvolgere tutti i soggetti, a cominciare dal sindacato, ma non solo, le istituzioni, eccetera, a coinvolgere i cittadini per spiegare questo grande cambiamento. Perché non è un tema facile, perché una delle più grandi paure che ho io è che si perda la prossimità, e cioè il fatto che il comune poteva, con l'assistenza sociale, aiutare magari quella persona che conoscevo che era a 3-4 chilometri, e domani mattina quella persona a 3-4 chilometri deve aiutarla un altro o qualcun altro che magari sta a 30-40 chilometri. E quindi è una roba estremamente da analizzare, da discutere, da vedere. Ecco, in tutta questa partita qua, che non sto a farla troppo lunga. Oh, sono troppo lungo? No. Entriamo un attimino sui numeri, così chiedo anche il conforto dei presenti o quant'altro. Quando parliamo di Valdobbiadene, naturalmente non parliamo solo di Valdobbiadene, perché Valdobbiadene, quando si parla di ospedale, eccetera, aiuta e fa riferimento a tutti i comuni limitrofi, anche Quero, eccetera, vengono qua, non vanno a Feltri o quant'altro. Allora, per quanto riguarda Valdobbiadene, noi avremo il tema dell'ospedale di comunità, dove adesso, visto che il titolo era anche PNRR, così vediamo un po' di risorse. È un'opera importantissima, stanziato, l'opera dovrebbe essere 7.300.000 euro, di cui in parte finanziati col PNRR per 6 milioni e 8, e dovrebbero garantire 30 posti letto, nuovi naturalmente, da 30 camere con 1 o 2 posti letto. Ci sarà tutto il tema, e questo dovremmo averlo per marzo 2026, la previsione. Avremo tutto il tema della casa di comunità, che sempre è la riconversione dell'ex padiglione Gucciardini, che sono altri 3.300.000 euro di opera, finanziati per 820.000 euro dal PNRR, e anche questo avrà la data prevista di attivazione il 22 marzo 2026. Il primo punto di intervento, e anche questo è da fare, che dovrebbe fungere da base per il soccorso territoriale, eccetera, per garantire alle persone che si presentano spontaneamente, quindi il primo soccorso, ecco, chiamiamolo così. Il famoso COT, la centrale operativa territoriale, che è già attiva, finanziata per quasi 200.000 euro, e oltre a tutto questo dovrebbero esserci anche, sono previsti alcune unità ambulatoriali con 25 posti letto e anche dei medici di base. Ecco, a tutto questo si somma tutto il tema dell'Istituto San Gregorio, che conoscete molto bene, una struttura vecchissima, se non ricordo male era del 1400, quella struttura è qualcosa di bellissimo, che però merita un bel po' di ristrutturamento, e sia il padiglione Fabris sia il padiglione Piva dovrebbero essere ristrutturati. C'è uno stanziamento, se non ricordo male, attorno ai 15 milioni di euro già della Regione, che dovrebbe poi permetterci appunto di avere anche questa struttura a disposizione. Ecco, tutto questo importantissimo, avrò anche dimenticato qualcosa, poi chiedo al sindaco di darmi una mano, senz'altro, però
è importantissimo. La riflessione che io stavo facendo è senz'altro un qualcosa di positivo. Sono un po' preoccupato per i tempi, e infatti una delle robe che io sto dicendo, il PNRR è stata un qualcosa di ottimo, con tanti soldi messi a disposizione, però forse siamo stati un po' lenti all'inizio, permettetemi il forse perché sono buono, siamo stati un po' lenti all'inizio, adesso stiamo facendo le corse. Però ecco, se mi chiedete sarà sufficiente tutto questo non lo so. Io confido che quest'area qua si sviluppi. Se non ricordo male, come comune anche Valdobbiadene sta perdendo dei residenti, però attenzione, noi abbiamo tutto il tema pubblicitario legato alle colline dell'UNESCO, che a mio avviso nei prossimi anni si allargherà sempre più e porterà turisti. Quei turisti, sì signori, sembra di no, ma succederà questo. E quei turisti ci chiederanno anche qualche posto, se si fanno male, dove andare. E oltre a questo, io confido che queste opere diano la sicurezza, ribadisco come dicevo prima, non solo a Valdobbiadene, ma poi a tutti i paesi, ai comuni limitrofi, in modo da garantire quel livello assistenziale di cui parlavamo prima nelle varie discussioni. Ecco, per adesso mi fermerei qui. Grazie. Presidente Favero, adesso a lei. Abbiamo sentito diverse sollecitazioni, toccherà sicuramente al Comitato dei Sindaci prendere in mano la riforma dei servizi sociali e attuarla. Qual è lo stato dell'arte nell'ambito 8, quello di Asolo, quindi il nostro ATS? Si sente? Ecco, sicuramente tocca a noi, nel senso che tocca al Comitato dei Sindaci, ma nella realtà attualmente ha il presidente, che non sono io, dell'ATS, che è Marcone, quindi non vorrei togliere ruoli o prendermi ruoli che non sono il mio. Io sono presidente del Comitato dei Sindaci dell'Exus 8, per capirci, e quindi su un'area di circa 250-248 mila cittadini e 29 comuni. Quello che poi nella realtà andrà a confluire nel nuovo ambito e quindi diventerà il comitato dei sindaci dell'ambito, ma attualmente siamo due linee parallele, nel senso che ovviamente comunicano, dialogano, ma due linee parallele, nel senso che i finanziamenti che arrivano all'ATS non sono evidentemente quelli che andiamo a gestire noi come comitato dei sindaci. All'interno del comitato dei sindaci gestiamo la parte indivisa di contributo dei comuni, che per i nostri comuni significa 23,10 euro ad abitante per comune, quindi circa 5 milioni di euro per i 248 mila residenti, più la parte evidentemente sanitaria che mette l'US, perché ci sono alcuni progetti, alcune attività che vengono finanziate o totalmente dalla parte sociale indivisa o totalmente dall'UIS o in quota parte, in percentuale, in funzione della quota sanitaria e sociale che viene in condivisione deciso qual è la percentuale, può essere 70-30, 50-50, in funzione del tipo di progetto che viene realizzato, quindi tutto questo cuba intorno ai 12 milioni di euro anno. Ecco, questa è la parte che andiamo a gestire noi oggi. Quello che è invece l'ATS è tutto ciò che sta venendo avanti. Non nego che qualche perplessità ce l'abbiamo avuta anche noi come sindaci, proprio sul tema della prossimità. Ma stiamo già ragionando e stiamo già valutando quelle che possono essere delle soluzioni, perché riteniamo che comunque l'ATS, l'ambito territoriale e sociale, sia un'opportunità importante. In particolar modo per i comuni piccoli come il mio. Possagno fa 2.300 abitanti, io sono diventato sindaco nel 2017, avevo un assistente sociale con la cooperativa a 16 ore. Siamo arrivati alle 36 ore
perché ovviamente le esigenze crescono sempre di più e oggi riusciamo ad averla, grazie ai fondi dell'ATS, a farla diventare di ruolo. Ecco, questo è un tema fondamentale. Tantissimi comuni, come il mio, non avevano l'assistente sociale di ruolo. E questo cosa significa? Che giustamente, se l'assistente sociale è brava, e sono brave, perché sono veramente delle brave ragazze, spesso unite sono donne, per questo dico ragazzi, sono anche assistenti sociali uomini, ma la maggior parte sono donne, sono veramente bravi, ecco, gli assistenti sociali, evidentemente fanno un concorso, vincono il concorso e quindi se ne vanno. Io ne ho cambiate, penso 8 in 7 anni da sindaco, quindi ma è bene per loro ed è giusto che sia così, ma è una difficoltà nel dare continuità a un servizio che invece con questa opportunità dell'ATS può essere dato in modo continuativo con delle figure che riescano a seguire appunto le persone che abbiamo sul territorio in maniera costante per il tempo. Ecco, il tema della prossimità secondo me si può risolvere attraverso noi oggi abbiamo lo strumento del NOT, quindi del nucleo operativo territoriale, che divide la macro area dell'ATS in la zona del Valdobbiadenese, dell'Asolano, del Castellana, del Montebellunese. Io direi che l'obiettivo dovrebbe essere quello di creare dei sottoambiti all'ambito territoriale e sociale dell'Asolano, diciamo, che prevede, cioè che prende tutta l'ex sul sotto, creare questi sottoambiti che facciano riferimento proprio a quelli che sono oggi rappresentanti all'interno del NOT. Tra l'altro all'interno del NOT c'è il sindaco fregonese per l'area di Valdobbiadene. Quindi questa secondo me è la visione che potrebbe dare uno sviluppo e una vicinanza territoriale. Ma dopo, secondo me, anche il tema appunto del contatto con il territorio. Non penso e spero non sia così, cioè, è vero che i nostri assistenti sociali diventeranno dipendenti dell'ATS, ma questo non significa che non facciano più il loro lavoro nel territorio, cioè perché non sono più dipendenti del comune ma sono dipendenti dell'ATS non significa che non siano presenti in comune, anzi mi auguro e sono convinto che lo saranno ancora, quindi questa preoccupazione voglio togliermela dalla testa perché spero che sia una preoccupazione vana, anzi spero, immagino che il fatto di poter lavorare in equipe così allargata crei delle situazioni e dei circoli virtuosi che possano, magari mettendo assieme dei casi, perché in un comune di 2000 abitanti magari quel tipo di caso capita una volta ogni 4 anni e quindi gestirlo diventa difficile, magari in un ambito da 250.000 abitanti ci si confronta con altri colleghi che magari hanno già seguito più volte quel tipo di casistiche e quindi si riesce magari ad avere delle buone pratiche da poter mettere sul territorio. Quindi secondo me questo può essere una soluzione, una visione per lo sviluppo dei prossimi ETS. Adesso io mi ero preso dei punti perché non mi ero preparato una presentazione, una vera e propria presentazione da fare e da farvi, ma semplicemente rispondere a delle domande, a dei quesiti che ci sono. Ecco, questo è il tema. Dopo dico, il nostro territorio è un territorio un po' particolare, nel senso che la nostra Pedemontana ha delle peculiarità e anche delle difficoltà magari maggiori rispetto ad altri territori, perché vivere in un paesino come il mio, nei nostri paesini, non è vivere a Montebelluna, non è vivere a Castelfranco, non è vivere a Treviso. E quindi noi tra l'altro ci sosteniamo i SUEM come comuni, sosteniamo i vigili del fuoco, cioè i volontari dei vigili del fuoco, cioè facciamo tutta una serie di attività per avere la prossimità. Già da anni, da molti anni facciamo questo. Quindi spero di non doverci trovare a fare dell'altro, ma sono sicuro che non sarà così perché la volontà è diversa. Stiamo già ragionando anche nello spopolamento, vedo le scuole, parliamo del Mafioli, il tema del Mafioli che penso sia caro a tutti, ma stiamo già ragionando appunto con la Regione perché non sia quella nostra sempre la succursale di qualche altro centro da altre parti, ma venga posizionato nel territorio della Pedemontana qualcosa che sia qua al centro e magari dall'altra parte la succursale. Quindi se per caso chiude qualcosa, chiude dall'altra parte e non chiude qua. Questo per dare forza al territorio, ma su questo stiamo ragionando in maniera fattiva con la Regione, anche con l'assessore
e con tutti i sindaci del territorio, con l'IPA, con Unione Montana, che ci stanno veramente dando una mano, e con tutti i genitori e i cittadini che si sono mobilitati. Ecco. Direi che per quel che riguarda poi lo stato della nostra sanità, io devo dire la verità, ho avuto un'esperienza personale molto importante l'anno scorso e ho tastato con mano la bontà della nostra sanità, la qualità dei nostri medici, dei nostri infermieri. Io adesso mi vedete così, un anno fa pesavo 106 kg, sono entrato in ospedale a gennaio a 106 kg, sono uscito ad ottobre a 58 kg. Ho fatto 4 peritoniti, 4 interventi, ho trovato una qualità del servizio della nostra sanità che è un qualcosa, guarda, mi vengono i brividi a ricordarlo. Quindi queste persone vanno supportate nel modo migliore, sono sicuro che lo sapremo fare come regione, però il ragionamento deve partire secondo me ancora più alto, nel senso che ciò che riusciamo a fare come regione, penso che il tema che poneva sia fondamentale, quello di dire vogliamo mantenere questo tipo di welfare. Certo, penso che nessuno in regione pensi di voler ridurre la qualità o questa visione. Il problema evidentemente sono i soldi, cioè la mancanza delle risorse, perché se avessimo le risorse non c'è dubbio che questa è la linea. Però a quel punto io prenderei una visione generale a livello italiano, perché ciò che noi oggi riusciamo a fare come welfare in Veneto, con le risorse che ha il Veneto, qualche altra regione col quadruplo o 5 volte le risorse che ha non lo fa. E quindi io direi che dobbiamo anche pensare e ragionare su quelli che sono i costi standard della sanità e quindi poter dare risorse in più a chi li gestisce bene e magari, a mio avviso, tirare un po' le orecchie, come si suol dire, come faceva una volta mia mamma e mia nonna, a chi magari li gestisce un po' meno bene. Grazie. Allora, le sollecitazioni che sono arrivate sono davvero tante e qui interpello di nuovo il segretario Bernini perché sì, è stato chiamato in causa anche dalla coda dell'intervento del presidente Favero. Qui praticamente abbiamo problemi per l'integrazione sociosanitaria e per il mantenimento della sanità, diciamo, pubblica e il livello di sanità pubblica che siamo stati abituati ad avere. Il problema è del capitale umano e del personale. Quindi questi due flash, segretario Bernini, capitale umano e integrazione sociosanitaria. Un po' ho provato a tracciarle prima, però 2 battute. Dicevo prima che dal 2010 al 2019 si è fatta una scelta politica in questo Paese attraverso le politiche economiche di far coprire il debito e la crisi alle pubbliche amministrazioni, ai servizi pubblici e al personale. Dopo è stato solo e grazie alla pandemia che è girato il verso. Adesso noi parliamo di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e diamo per scontato tante cose, forse tante cose non sono scontate. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, se non sbaglio, nasce da che cosa? Dalla scelta assunta dai paesi componenti dell'Unione Europea di congelare il patto di stabilità, dicendo abbiamo capito che le regole di mercato e dell'economia e della finanza si reggono sul rapporto debito-PIL, eccetera. Ma qui siamo di fronte ad una situazione che ci dice 2 cose. Forse abbiamo posto tanta attenzione ai meccanismi e alle leve finanziarie ed economiche e non ci siamo accorti che se quella è diventata la priorità abbiamo continuato per rientrare dentro a quei parametri a tagliare tutto quello che si doveva. E se oggi di fronte alla pandemia ci troviamo in una situazione di questa natura, forse anche per i tagli, quello che si chiamava le politiche di austerità. Poi a me fa sorridere perché le politiche di austerità toccano quasi esclusivamente cittadini senza lavoro, cittadini di personale dipendente, pensionati, per qualcuno l'austerità non c'è mai, ivi incluso coloro che... ma vabbè, lascia stare. Ora, l'Europa che cosa ha scelto? Congeliamo quella roba lì. Per l'Italia
191 miliardi di fondo tradotto di finanziamento in obiettivi che il Paese ha presentato dentro a quella giostra dove la discussione era diventato Conte brutto cattivo, no? Io sono stato bravo, no st'altro, 191 miliardi più fondi complementari messi dal nostro Paese, più i REACT-EU dentro alla transizione, più fondi, insomma, la disponibilità oltre 240 miliardi di euro. C'è un però, e quelle sono spese per investimento. Quelle sono spese per investimento importantissime e fondamentali, e auspico che anche qui a Valdobbiadene si riesca ad arrivare alla conclusione entro il termine 2026, perché se non ci arrivi rischi di non averceli quei soldi lì, no? Il punto che noi abbiamo posto fin dal principio però qual è? Ci deve essere una coerenza tra spesa di investimento e spesa corrente. Che cos'è la spesa corrente? Quella che paga il personale. Perché altrimenti tu hai grandi opere di investimento, grandi strutture, ma chi ci metti dentro lì? Quando parlavo anche di graduale tendenza alla privatizzazione con un intervento importante di fondi di investimento e di multinazionali, dicevo sta roba qua. La legge di stabilità, dopo la discussione che trasversalmente c'è stata in questo Paese, che ha messo insieme tutte le forze politiche, perché tutti si sono resi conto, qua non la reggiamo, qual era? Mai più politiche di austerità e grande attenzione, voglio dire, no, alle funzioni pubbliche, chi le eroga, ma da quelle leggi di stabilità con tutti quei miliardi a disposizione, i vincoli alla spesa e i vincoli al salario per chi dovrà lavorare o lavora dentro a queste strutture non sono stati tolti. E oggi ci troviamo in una situazione nella quale il rischio vero qual è? Che qui si portino a termine quelle strutture, la casa di comunità, l'ospedale di comunità, il punto di primo soccorso. Ma se continui a vincolare la spesa, chi ci metti dentro? Mi ricollego a sta roba qua anche per un altro ragionamento. Pensi forse di poter utilizzare i lavoratori che finora hai preso per il collo? Continuando con questo meccanismo, i lavoratori ti stanno abbandonando facendo altre scelte. Mi permetto di dire sugli ATS, anche qua, noi abbiamo fatto come funzione pubblica CGIL un intervento, chiedendo emendamenti e andando anche in sede di audizione auditi con tutti i consiglieri, voglio dire, regionali, ponendo un tema serio dal mio punto di vista. È importante lo sviluppo dell'ambito territoriale e sociale, hai voglia, è lo strumento che può rendere omogeneo quelle funzioni che prima erano frammentate e disomogenee, hai voglia. Dicevo prima nel mio intervento, teoria e pratica, due robe spesso diverse. Però io non vorrei che mi si dicesse eccolo lì quello che vuole bloccare i processi di innovazione, modernizzazione e miglioramento dei servizi. Ma dietro là ci sono lavoratrici che lavorano, non solo le assistenti sociali, ci sono educatori, ci sono amministrativi, ci sono tanti lavoratori del mondo della cooperazione o tanti lavoratori precari all'interno delle ULSS laddove è stata data la delega nei piani di zona. Perdonatemi, io voglio tutelarli anche quei lavoratori, rappresento una categoria di lavoratori. Non puoi mica dirgli quelli, questo abbiamo posto in sede di consiglio regionale, dicendo guardate, c'è un tema, abbiamo provato a spiegare ai sindaci, andate a spiegare voi ai vostri lavoratori che dopo aver fatto anni di precariato finalmente hanno fatto un concorso pubblico, sono riusciti ad avere un lavoro a tempo indeterminato, sono riusciti a garantirsi almeno una prospettiva di vita e domani gli dite che gli fate l'azienda speciale, non solo perdono lo status giuridico diventando a tutti gli effetti lavoratori privati, ma gli si può applicare anche un contratto di riferimento diverso? Ora è un tema di conservazione, sì, è un tema di conservazione, ma quei servizi funzionano se ci sono dei lavoratori che collaborano in sinergia. E allora questo è il tema che abbiamo posto. L'ultima, così la dico e sciogliamo ogni dubbio. Noi che cosa abbiamo detto? Ma proviamo a ragionare almeno sui consorzi o sulle convenzioni come si è fatto finora? Ma no, l'azienda speciale,
È arrivata l'altro giorno la sentenza che l'INPS ha impugnato contro l'Emilia Romagna dentro alla costituzione degli ambiti territoriali sociali in aziende speciali. Sapete cosa dice quella? Sì, l'azienda speciale ha gli stessi vincoli che ha il consorzio e qualsiasi altro ente della pubblica amministrazione, non anche per i dipendenti ai quali puoi applicare un contratto di lavoro diverso perché è palese da sentenze che perdono lo status giuridico di lavoratore pubblico. L'IPS che ha chiesto in giudizio SCAI perché avevano fatto l'opzione di rimanere nell'ex INPDAP. È chiaro di cosa stiamo parlando, perché a volte ci si viene detto voi siete dei conservatori, c'è gente lì che ci vive con sta roba qua. Mica facile dire, poi noi siamo anche troppo ambiziosi, è demagogia. Il punto vero che a me pareva esplorarsi dentro a questa faccenda ci fosse stato il tempo e quindi non è responsabilità di nessuno, è che noi abbiamo un lavoro frammentato con persone che hanno fatto gli stessi percorsi di studio, fanno lo stesso lavoro, ma le condizioni di lavoro e la retribuzione cambia in relazione al fatto se sei stato fortunato a fare un concorso in sanità piuttosto che nell'ente locale, piuttosto che reclutamento in cooperazione sociale, piuttosto che il rischio che si troveranno ad affrontare i sindaci, perché c'è un problema per i sindaci. Legge di stabilità dell'anno scorso e quella di quest'anno, che cosa ha detto ai sindaci? Fate il sacrificio. Cos'è che abbiamo contestato nella dialettica, vorrei essere chiaro, alla regione? Ma come? C'è un dibattito sull'autonomia, ma chi è il vero soggetto che deve rivendicare e può rivendicare a pieno titolo l'autonomia? L'ente locale, sistema delle autonomie locali. Ho capito che dovete fare in fretta perché la legge di stabilità vi dice dovete fare gli ATS altrimenti per dischei. Ma ne parlate ai sindaci. Oggi li incontriamo i sindaci, sono in difficoltà per tante ragioni. La prima, noi finora ci siamo fidati, abbiamo dato le deleghe alle aziende ULS, non sappiamo neanche da dove partire, nessuno ci ha spiegato chiaramente cosa dobbiamo decidere o cosa dobbiamo fare. E ti spiegano, noi stiamo dicendo che per, almeno questo tutti i sindaci che abbiamo incontrato, quando abbiamo presentato loro il problema dell'azienda speciale, hanno detto fermi, cioè sti qua sono lavoratori che ci hanno consentito di far fronte ad emergenze con quello che avevamo, noi non siamo mica disponibili a fare quell'operazione lì. Per cui qual è il futuro del personale? I nodi sono questi qui. A me sarebbe piaciuto, e chiudo, diceva prima Chiara, noi siamo la regione che non ha mai attuato quella riforma della 328 del 2000 che parlava di servizi sociali, di trasformazione delle IPAB, eccetera. Io dico che dopo il 2000 c'è stato il 2001, tant'è che la regione Lombardia ha detto la 328 mi dice che devo fare queste robe qua, c'è stata la riforma del titolo quinto, piena autonomia nel fare alcune operazioni, ha trasformato tutte le case di riposo pubblico in fondazioni, tranne una casa di riposo per provincia, la più nota, i più anziani e i più diciamo, attempati di noi è il più albergo Tribuzio, noto no? Negli anni 90 per altre cronache, e ha trasformato tutto in fondazione. Ma manteniamo il rapporto di lavoro ai dipendenti. Bene, dipendenti diventati privati a tutti gli effetti, tant'è che in molte di quelle fondazioni non hanno voluto riconoscere l'incremento del rinnovo contrattuale quando c'è stato, perché hanno detto mica sono roba nostra, noi apparteniamo ad un altro settore. A me sarebbe piaciuto se ci fosse stata l'ambizione di legare questo processo e questa opportunità importante a una trasformazione più generale del sistema dei servizi all'anziano, ai minori, perché qui non si tratta più, è diventato un disco rotto anche da parte nostra. Qua il tema non è più serve la riforma delle IPAB, serve la riforma del servizio nel suo insieme, perché tanto ormai le IPAB, no, sindaco, abbiamo il gestore pubblico, ma i dipendenti per ampia parte sono stati terziarizzati. Per me è importante non solo la programmazione pubblica, ma anche la gestione, se mi è permesso, e chiudo con un punto. Il grande problema, il grande tema anche rispetto alla demografia e all'innalzamento dell'età, si vive di più, siamo tutti contenti, bisogna vedere come sono dentro a questi processi che saranno importantissimi, che sarà importantissimo, come dire, avviare sul quale andare avanti, ma quello della residenzialità per gli anziani sta diventando un elemento drammatico e lo dimostra il fatto che sia dall'ambito sanitario sia nell'ambito diciamo sociosanitario
ampia parte della spesa è sostenuto dalla spesa privata, quella che ognuno di noi deve pagarsi direttamente per avere un ritorno. È una questione sul quale arriva Tony e la risolve? No, ma è quella questione dalla quale partivo prima. Diciamoci con onestà se vogliamo e come preservare un sistema che diciamo essere eccellenza, se vogliamo abbandonarlo. Purtroppo il tempo è tiranno. Allora alla consigliera Chiara Luisetto 2 parole, che poi apriamo a qualche domanda e a qualche precisazione, insomma. Non riusciamo a fare il secondo giro di domande. Rispetto alla protezione sociale e all'inclusione, con queste prospettive che sono state anche indicate in quest'ultimo intervento, cosa saremo in grado di dare, secondo lei, alla nostra popolazione, alle persone? Provo a essere davvero telegrafica. Credo sia interessante avere una fotografia di come stiamo. Poi, se avete voglia, lì c'è un librettino che abbiamo scritto dopo l'approvazione della legge, in cui abbiamo provato a fare una fotografia dei nodi e anche dei numeri. Ci sono 4 robe importanti. Ci viene mai in mente che in Veneto siamo anche poveri? Nel senso che noi abbiamo una narrazione di noi stessi e per fortuna del benessere in cui viviamo che sembra non lasciare spazio alla povertà. L'ultimo rapporto che abbiamo, dati della regione del Veneto, dice che il 14,8% della popolazione del Veneto è a rischio povertà. Voi sapete che in Italia c'è questo rapporto Caritas che è uscito di recente che ci dice come praticamente la maggior parte della ricchezza italiana, parliamo di 300 miliardi, sia nelle mani di 75 persone, quando una persona su 10 rischia di essere in povertà assoluta. Anche in Veneto però c'è questo rischio. Ve lo metto accanto altri 3 dati. Popolazione che invecchia. Una persona su 3 tra 20 anni avrà più di 65 anni. Avremo sempre tra 20 anni più famiglie, se così possiamo dire, fatte da una monopersona che famiglie con figli. Oggi abbiamo 115.000 anziani, è una ricerca questa della CISL, 115.000 anziani con una difficoltà, entro il 2042 ne avremo il 40% in più. Alcuni dati, negli ultimi 10 anni nelle scuole del Veneto sono aumentati del 34% i ragazzi con disabilità, che non è più solo una disabilità fisica, ma è soprattutto una disabilità comportamentale, che richiede, che vuol dire non solo operatori sociosanitari, ma figure educative per i disturbi, ad esempio, dello spettro autistico. Parliamo di 21.000 bambini e ragazzi in più nelle scuole con disabilità negli ultimi 10 anni in Veneto. Solo nell'ultimo anno 5,5% in più. Altro dato, la casa. 41.000 appartamenti di edilizia residenziale pubblica in Veneto, circa 5.900 sfitti, 8.800 famiglie in attesa. Nel Trevigiano, l'Atter di Treviso ci diceva che le prime 200 sono famiglie monoparentali con figli, spesso donne con figli. Grande tema della casa di cui ancora non ci stiamo rendendo conto, non soltanto per le grandi fragilità, ma anche per quelle coppie di giovani che non riescono ad avere contratti a tempo indeterminato, una programmazione tale della vita che gli permetta di avere un'abitazione, di fare programmazione. Dopo si parla di famiglia, ma il fiato per farle le famiglie dov'è? E ultimo tema, famiglie fragili. Un consultorio ogni 20.000 abitanti dovrebbe essere, un consultorio ogni quasi 50.000 abitanti è quello che è. Allora, con una situazione del genere, come rispondiamo ai bisogni? Io condivido, e l'ho detto all'inizio, che gli ATS devono essere un'opportunità, però, se dobbiamo già ragionare di sottoambiti, se dobbiamo già dire io sono contento che la mia assistente sociale vada da un'altra parte, rischiamo di come dire, non trattenere quelle competenze che ci servono qua e dover rimediare a qualcosa facendo qualcosa di più piccolo. Perché all'inizio dicevo che l'omogeneità è fondamentale? Perché per esempio ci sono ATS che hanno risolto
ATS troppo grandi, mettendoci più enti gestori, cioè più aziende speciali o più consorzi dentro un unico ambito. Sono espedienti, tentativi, necessità, di cui si fa virtù, voglio dire, però a monte, se ci fosse stata una programmazione più oculata, non col compasso, ma guardando le esigenze dei territori, diventerebbe più semplice per chi amministra trovare risposte e organizzarle. Ha ragione Ivan, che ha seguito questa legge davvero in prima persona, e anche nell'articolo 10 dove c'era il tema dei contratti hanno cercato di fare degli emendamenti insieme anche alle altre forze sindacali per provare a trovare una soluzione. Chiudo. Il rischio che vedo io oggi è che tutto il nostro dire che abbiamo una sanità eccellente perché si basa sul lavoro di persone che ancora scelgono di stare nel pubblico e renderlo eccellente, come dire, non fa i conti col fatto che queste persone potrebbero tranquillamente scegliere, e stanno purtroppo facendo anche questo, di andare altrove o di fare scelte meno stressanti, non vedersi passare davanti dai gettonisti, non vedersi passare davanti da chi ha contratti più dignitosi. Se vogliamo davvero, secondo me, supportare questo personale e garantire questa eccellenza, dobbiamo ricordarci che è vero che la coperta è corta e che dei 3/4 dei 18 miliardi e mezzo del bilancio regionale, appunto che i 3/4 sono spesi in sanità e sociosanitario, ma come li spendiamo? Perché se la grande organizzazione delle ULSS del 2016 doveva farci risparmiare, oggi abbiamo tutte le ULSS in deficit, forse non c'è soltanto un tema di soldi che sono sempre quelli, ma di come li spendo, di come li organizzo e di quali priorità mi do. Non faccio demagogia su alcune robe troppo facili per il centro-sinistra su questo aspetto, però davvero qual è la priorità che vogliamo dare? Se vogliamo dare priorità a determinate infrastrutture, determinati eventi, ci sta, però la priorità, a mio avviso, dovrebbero tornare a essere le persone. Purtroppo non abbiamo molto tempo, allora chiedo chi vuole intervenire dal pubblico, chiedo di essere molto brevi e di avere, sì, ci sono già tre prenotazioni, 4. Allora, molto brevi per favore e magari chiari nelle domande da porre. Grazie. Allora, dal tavolo uscirebbe un'immagine della sanità veneta come di una sanità eccellente. Io vorrei chiedere a tutto sto pubblico se condivide questa valutazione. Allora, dal mio punto di vista, abbiamo una sanità decente, soprattutto se la confrontiamo, come qualcuno qualche volta ci dice, se tu abitassi in Calabria. Dopodiché, chi è dentro qua con le liste d'attesa, io non sono convinto che condivida, come dire, un'idea di una sanità che funzioni chissà quanto. Ecco. Poi sicuramente dei servizi di base li dà. Allora vengo alla mia posizione personale. Qua il personale è politico. Perché? Perché io ho la mia età. Fino a 73 anni sono stato bene e ogni anno per 43 anni ho pagato tasse e contributi. Condivido l'idea. No, parla. Allora, condivido l'idea di un servizio universalistico in cui in maniera solidaristica si dà il servizio a tutti quanti, ma naturalmente bisogna tener conto anche, come dire, di questa realtà. Allora, arrivo a una certa età, ho sempre pagato, non ho mai avuto bisogno della sanità, arriva il momento in cui ho bisogno della sanità e mi si dice: se vuoi un servizio adeguato, pagatela. Allora, siccome io sono convinto del servizio universalistico nei confronti di tutti, resisto e rimango nei meccanismi, come dire, nei meccanismi pubblici. Allora, le risorse, mi si dice, mancano, ed è vero, nel senso che se tu ti confronti la spesa pubblica sulla sanità dell'Italia con gli altri paesi con cui ci confrontiamo è più bassa, ma succede per la scuola, succede per tanti altri servizi. Noi dobbiamo tener conto che ci sono 140 miliardi di euro ogni anno per la sanità e con quei 140 miliardi dobbiamo convivere
finché non riusciamo a trovare fuori ulteriori risorse. Evidentemente le risorse non le possiamo trovare fuori da lavoratori e pensionati che pagano per tutti, dovranno essere trovate fuori da qualche altra parte. Vengo allora a una cosa concreta, nel senso che va bene descrivere la situazione, ma secondo me va bene anche immaginare possibili scenari positivi. Allora, se mancano i quattrini, visto che l'autonomia esiste per quanto riguarda la sanità nel Veneto, si introduca una tassa di scopo progressiva in modo che le risorse che servono siano in qualche maniera trovate. Poi io vorrei vedere se i cittadini veneti non sono disposti a pagare. Poi ci sono anche delle incongruenze. Allora, ma chiudo, ne avrei tante da raccontare. Ci sono delle incongruenze. Mi si dice che per un'ernia inguinale si aspettano 2 anni. Boh, forse. Ma mi si dice anche che in un certo ospedale, se tu paghi 140 euro, c'è qualcuno che ti prende in carico e in 3 mesi ti fa l'ernia inguinale. E allora voglio capire come sono queste cose. La gente a un certo punto fa 2 più 2. Ultimissima cosa, ci sarebbero moltissime cose da dire. La sanità privata. La sanità privata, siccome è privata e dell'azienda il fine è il lucro, se io vado là, io so che, siccome il fine è il lucro, non sono sicuro che si muovano in termini positivi per la mia salute, non si muovano invece rispetto al lucro. Quello che io mi aspetto da chi, come dire, condivide le mie idee è di cominciare a ragionare, entrare nel merito delle cose, dei numeri, in modo da poter, anche con le risorse che ci sono, migliorare. Ultimissima cosa, lista d'attesa. Ma io saprò un certo tipo di prestazione in quanto tempo sono in grado di darla, per cui gli dico all'assistito: fra 2 anni, in quella data, salvo urgenze, un minimo di organizzazione ci sarà pure, oppure non si sa. Prego gli interventi successivi di essere sintetici, non tanto perché i contenuti non siano importanti, quanto perché il tempo purtroppo è tiranno. Grazie. Allora, si sente? Voglio riallacciarmi alla coda del segretario della CISL. Bel territorio, siamo dell'UNESCO, qui i nostri comuni e le nostre aziende vendono milioni di bottiglie di prosecco, però vediamo i comuni del quartiere del Piave, compreso Valdobbiadene naturalmente, in coda per le entrate. Com'è sta storia? Perché anche qua ci sono le risorse, ma bisogna cominciarle a trovarle. Basta. C'è anche una signora lì dietro, non ricordo, eccola. Sì. Sì. Io vorrei porre l'attenzione sul problema generale della salute mentale, che poi sta alla base dell'integrazione sociosanitaria. E la salute mentale è ben molto di più della psichiatria, come diceva prima il consigliere. E volevo appunto dire che se noi potenziamo di più i servizi sociali, riduciamo il bisogno di sanità. Degli esempi pratici sarebbero di costituire per ogni comune, io direi quasi, un tavolo di lavoro su questi problemi trasversali che riguardano la disabilità, la salute mentale, l'anziano, le case di riposo. Spostare poi gli argomenti dalla residenzialità alla domiciliarità. Si risparmierebbe. Quindi io chiedo che effettivamente i pochi soldi che abbiamo siano spesi meglio. Se noi assistiamo le persone in difficoltà nel loro territorio, spendiamo di meno. Non lucriamo sui servizi residenziali
che costano tanto, che le famiglie effettivamente non riescono a sopportare e risolviamo un po' i problemi. Chiediamo più ascolto noi, io rappresento l'associazione Salute Mentale, ma ci sono molte altre persone che seguono l'anziano, che seguono il disabile, eccetera, fare dei tavoli ristretti per portare avanti le nostre idee, che forse farebbero un po' risparmiare. Tutto qua. C'è Paolo, c'è laggiù, non so se riusciamo a fare... No, io intanto vorrei ringraziare il mio gruppo. Io sono Paolo Agnorazza, sono il rappresentante del gruppo consigliare che ha promosso questa iniziativa, e grazie al lavoro e all'impegno di un gruppo che siamo riusciti a mettere insieme questa giornata, che credo sia importante, e ringrazio soprattutto i relatori per la qualità delle informazioni che ci hanno dato. Io su quel quadro di come il Veneto riesce con meno risorse a far funzionare i servizi, io credo che oggi abbiamo sentito parlare, ma purtroppo non abbiamo toccato, la quantità di volontari che gratuitamente tutti i giorni mettono a disposizione il proprio tempo per entrare in associazioni e gestire una fetta che, se dovessimo pagarla, forse il Veneto diventerebbe la regione che spende di più di tutti, perché questo è un valore che noi abbiamo la difficoltà, perché queste persone stanno progressivamente passando da chi fa l'assistenza a chi ha bisogno dell'assistenza, perché questi continuano a essere impegnati, ma il tempo passa e dopo, alla fine, ovviamente, e il ricambio è molto difficile, perché abbiamo un buco generazionale, abbiamo meno giovani a disposizione e che probabilmente hanno anche più difficoltà. Questi giovani che lavoreranno, dovranno e arriveranno diversamente da noi a un'età dove che godranno della pensione con un'età più avanzata della nostra, e quindi mentre oggi abbiamo una categoria di pensionati relativamente giovani che ancora possono dare una disponibilità nel volontariato, io immagino che fra una ventina d'anni quella generazione sarà diventata vecchia, ma gli altri forse sanno ancora che stanno lavorando per diventare dei pensionati, e quindi avremo perso anche un pezzo di questa assistenza. E dopo, alla fine, io credo che abbiamo toccato tutto, non abbiamo parlato, secondo me, di un aspetto molto particolare, che sono delle case di riposo. Valdobbiadene ne ha una di Gronto grande, oltre 330 addetti, di cui 300 sono non dipendenti dalla casa di riposo, ma sono addetti che sono forniti dalle cooperative, quindi vuol dire comunque con una condizione di lavoro e una qualità di servizio peggiore di quello che può essere già una condizione difficile per chi lavora dentro l'ambito della sanità. Ritengo che, siccome la casa di riposo ha un consiglio di amministrazione che è nominato dal comune e dal sindaco, io ritengo che una responsabilità di quello che ha questa caratteristica, di quelle che hanno questa caratteristica nella casa di riposo, sia anche in qualche modo da assegnare come responsabilità al sindaco e a chi amministra questa comunità. Pensare che funzioni sempre così, no, vediamo che non è così. Dentro la casa di riposo la difficoltà di trovare gli operatori ce l'hanno, arrivano delle persone fortunatamente, ma che arrivano magari dall'estero, che arrivano e hanno difficoltà a parlare la lingua italiana e vanno ad assistere delle persone che hanno difficoltà a parlare la lingua italiana, perché i nostri parlano dialetto più che italiano. Quindi io credo che far finta che funzioni lo stesso semplicemente perché il bilancio è in positivo, io credo che forse sia il caso di non considerare l'aspetto economico, ma invece di entrare in una questione di qualità di servizio. Grazie. Buongiorno. Sì, funziona. Allora, un flash proprio. Io sono un assistente sociale, quindi uno di quelli che sta vivendo sulla propria pelle questa situazione della riforma dell'ATS.
Allora, questa cosa qua, alla fine io volevo solo sottolineare una cosa. Ciò che diceva Ivan Bernini è assolutamente perfetto, nel senso che dobbiamo interrogarci su che modello vogliamo andare, perché noi abbiamo vissuto sulla nostra pelle anche l'aggregazione delle ULS, quindi questo depauperamento territoriale dei servizi ce l'abbiamo già da alcuni anni, non ce l'abbiamo oggi o in prospettiva rischia di arrivare. È un problema che sta avvenendo da anni, in cui i servizi, sto parlando dei comuni, io lavoro in un comune Asolo, quindi nella zona periferica, diciamo così, noi abbiamo avuto negli ultimi anni un depauperamento dei servizi specialistici delle ULS. Abbiamo lo svuotamento dei consultori familiari, della tutela minori, del servizio del CSM e ne potremo star qua fino a stasera a parlarne. Per cui questo processo di depauperamento ce l'abbiamo da diverso anno. Adesso, una volta finito, o meglio, una volta iniziato questo, iniziamo anche col tema del sociale, non solo sul tema sanitario. Per cui l'appello che io faccio anche al nostro sindaco di Possagno, che è nel comitato dei sindaci, è il grosso tema della prossimità. Questa parola deve entrare nella testa di tutti, perché stiamo rischiando di togliere servizi ai nostri cittadini. E questo problema è enorme, perché poi alla fine noi abbiamo ancora comuni che fino all'altro giorno avevano assistenti sociali a tempo parziale fino all'altro giorno, per cui anche gli investimenti da fare su questo sono importanti, perché poi alla fine rischiamo che poi caliamo il lavoro sempre sulle stesse persone che poi hanno già all'interno del proprio comune uno stress lavorativo enorme in questi ultimi anni, soprattutto anche per la mancanza di molti servizi dell'ULSS che ricadono poi alla fine sui servizi comunali, e questo bisogna che ce lo diciamo. Se adesso poi un assistente sociale deve fare anche 40 km per fare una visita domiciliare, o creiamo dei mesi costituiti da 300 giorni, altrimenti sui 30 giorni non riusciremo a gestire queste cose qua. E chi ci rimetterà su questo saranno i cittadini, punto. Allora, io parlo del sociale disabilità, no, perché sono entrato anch'io sul territorio degli anziani, però da 50 anni ci stiamo occupando di disabilità. Io abito a Vidor e sono a confine tra l'USL ex URSET di Conegliano e l'Ussotto di qua. Anni fa, quando ho cominciato a parlare dell'US numero 2 finalmente, così i territori si uniscono e non sono trattati in maniera diversa, come sta succedendo, no? Noi familiari nel distretto di Asolo paghiamo 40 euro in più per un inserimento residenziale sulle strutture dell'URSS numero 2, sì, dell'ex numero 9, scusate. Perché? Perché a Treviso i sindaci ancora 30 anni fa hanno fatto dei fondi solidali per venire incontro a questi problemi, no? E questo è un problema, no? Secondo problema, Regione. Sono anni che diciamo inviamo dei messaggi all'assessora del residenziale chiedendo che la legge 22 del 2000 venga modificata, perché è superata soprattutto sotto l'aspetto assistenziale, perché 1,7 oggi chi vive all'interno di queste realtà come noi volontari capiamo che non è più sostenibile. Poi ci lamentiamo perché non troviamo OS che fanno i corsi, perché l'OS una volta, oltre che posto di lavoro, c'era anche un po' di cuore. Oggi, se li sfrutti al 100%, sicuramente cambiano il lavoro e vediamo i risultati, no? Allora, approfitto che sei qua anche tu, di attivarti all'interno dell'assessorato al sociale che cambi qualcosa, perché sennò così non si va avanti. Non so se vi siete accorti o vi è arrivato il problema del terzo settore.
terzo settore sta esplodendo, non ce la fanno più. Io faccio parte di una fondazione che ha edificato 5 case nella provincia di Treviso, che è la fondazione Il Nostro Domani, no? E non ha neanche le risorse per le manutenzioni straordinarie. Vogliamo venderle queste case perché non ce la facciamo più? Ci vogliono risorse. Non so se il sindaco di Valdobbiadene vuol dire qualcosa. In generale, prima di passare alle conclusioni, ecco, sì. Lo stato dell'arte. Sì, per quanto riguarda i numeri, indicazioni, sì, più o meno i numeri sono quelli dati sugli investimenti del PNRR per l'ospedale comunità, casa comunità, punto primi interventi, punto primi interventi e la cotta che è già trasferita. Si sono aggiunti 1.600.000 euro per le opere di mitigazione idraulica per il piano gestione rischio alluvioni, ma insomma comunque le scadenze, sì, le scadenze sono quelle della primavera del 2026 PNRR, a parte che ho sentito che probabilmente sulla missione sanità saranno chieste delle proroghe, ma comunque l'obiettivo è quello. Chiaro che come comune stiamo cercando di collaborare quanto più possibile con le strutture tecniche della regione, dell'ULS, perché si possono andare avanti i lavori, parlo quindi le autorizzazioni, tutta la parte amministrativa. I lavori sono iniziati circa un mese fa con lo svuotamento della struttura e credo che lo spirito debba essere quello di lavorare e sperare attivamente, non attendendo che le cose vadano avanti, perché è assolutamente fondamentale la conclusione di quella riconversione ospedaliera che dal 2000 insomma è lì si è stata attuata nel 2012 con un primo step con l'RSA, quindi è stato un grande lavoro, diciamo, di politica locale come consiglio comunale e a me piace pensare, ma in realtà avendolo vissuto da dentro sono assolutamente convinto che se attraverso PNRR, risorse della regione, risorse dell'ULS, si è deciso di fare un importantissimo investimento, è anche grazie a tutte quelle persone, cittadini, operatori vario da OS, infermieri e medici dell'ULS, a ex dipendenti in pensione che durante l'emergenza Covid volontari di protezione civile hanno lavorato per, come dire, fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Era uno dei 5 ospedali Covid e più di 300 persone sono state ricoverate e purtroppo ci sono anche stati mi pare 5 decessi, insomma 7 quindi questo per ricordare che ci sono stati e quel lavoro che poi è diventato anche, dopo qualche settimana di chiusura di ospedale Covid e Covid Hotel, è diventato poi il punto di prima accoglienza dei primi immigrati dell'Ucraina che avevano bisogno di delle prestazioni e assistenza medica di tutto il Veneto praticamente. Questo non per fare retorica, ma per dire che io sono convinto che la voglia, il lavoro dato in quei mesi, in quegli anni là, sia stato la molla, che abbia fatto scattare la molla per convincere che certi investimenti potevano essere fatti qui. Perché? Perché poi si dava risposta. È vero, in gran parte con il volontariato, ma come dire, oggi giustamente c'è la preoccupazione che questi investimenti in corso poi non trovino il personale qualificato che poi vada a dare i servizi in questa struttura. E bisogna lavorare tutti assieme in questo, ognuno per il proprio ruolo e la parte di rappresentanza sindacale è un ruolo fondamentale in questo, oggi è stato ribadito più volte e peraltro noi sindaci siamo molto, come dire, anche chi non ha esperienza, e io 10 anni fa non avevo esperienza, ma il fatto che annualmente ci sia il tavolo con i sindacati SPI è molto importante perché ci mantiene il rapporto anche su varie problematiche
E aggiungo, non sottovalutiamo il riconoscimento UNESCO, non perché tutto vada lì, ma perché, e anche questa è un'altra certezza, se oggi possiamo parlare di un futuro punto di primo intervento, quindi un pronto soccorso alleggerito, è perché la tendenza, come succede nelle zone turistiche, da Cortina a Jesolo, Caorle, è chiaro che il fatto che questo territorio possa, speriamo, avere delle presenze turistiche che io continuo a chiamare, spero che diventino dei residenti temporanei. Il turista residente temporaneo significa che magari è qui solo 2, 3, 5 giorni, ma che ha bisogno dei servizi, soprattutto sanitari, ha bisogno del commercio locale al dettaglio, ha bisogno per qualche giorno di servizi. Ora, non è che tutto si possa basare su questa speranza, ma è un tassello molto importante, perché se vogliamo che certi servizi rimangano, servizi ai residenti, dobbiamo trovare assieme quelli che possono essere la strada. Non ce n'è una sola, come detto più volte in questa mattinata. I problemi, soprattutto quando riguardano il tema sanitario, sociale, della salute, del welfare, non possono mai avere un'unica soluzione semplice, altrimenti nessuno di noi qui avrebbe un significato, basterebbe una persona che risolve subito. Aggiungo un'altra cosa, Valerio, non perché è qui, ma perché lo credo veramente, e peraltro anche con chi l'ha preceduto alla presidenza del comitato dei sindaci, e quindi la sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Lampin, e adesso Valerio Favero, sono molto felice che sia presidente del comitato dei sindaci, perché è un sindaco di un comune della Pedemontana molto importante, per cui credo che anche lui, anche prima di essere presidente del comitato dei sindaci, avesse quotidianamente le sollecitazioni, le lamentele giuste, le richieste da parte dei cittadini su quanto importante sia ritornare ad avere un servizio di territorio, soprattutto su questa fascia qua. Ecco, non voglio rubare altro tempo. Grazie ancora per i temi trattati, insomma, grazie per la presenza. Sì, beh, io credo, Anna, tu hai fatto parte del Consiglio Comunale gli anni scorsi, credo che su certi temi, soprattutto questi, ci troviamo spesso, non solo in Consiglio Comunale, settimanalmente, insomma, quindi credo che su questo il lavoro ci sia sempre, ma il lavoro di persone che temporaneamente svolgono un ruolo perché amano il proprio paese, perché un consigliere comunale, un assessore, un sindaco, credo difficilmente lo faccia in un altro comune. Non con la presunzione di avere le risposte, ma con la volontà di, come dire, sentirsi utili alla causa, cercando di ascoltare chiunque e sapendo anche dire di no. Faccio un esempio. Sì, noi abbiamo dei tagli previsti, era sui giornali, di 225.000 euro di spesa corrente consolidata storica, quindi in qualche modo quel sacrificio che è stato chiesto anche pubblicamente, i comuni sanno bene cosa significhi. E la coperta è corta, quindi si sa. Chiaro che tutti dobbiamo fare in modo che le risorse rimangano, ma che vengano utilizzate al meglio possibile. A volte anche con dei no, perché ci sono delle priorità. E dico questo perché tutti vorremmo che il servizio di trasporto magari scolastico venisse a prendere il proprio figlio davanti a casa. Non è possibile, ci sono dei sacrifici da fare, bisogna che ci rendiamo conto tutti assieme quali sono le priorità e soprattutto dove dobbiamo, diciamo, combattere assieme per salvaguardare il lavoro. Ho ereditato una grande fortuna, quella di avere un'organizzazione, un ufficio di servizi sociali eccellente, di assistenti sociali, personale amministrativo, che per fortuna non vanno in pensione dopodomani, e per me è una fortuna, e quindi hanno ancora degli anni, e all'interno dell'ambito sicuramente dovrà essere tutelata
diciamo il lavoro e il fatto che possano continuare ad avere gli stessi riconoscimenti del lavoro pubblico. Dico questo perché in questo periodo ho avuto la defezione per carriera giusta di concorsi fatti in altri comuni di diversi componenti degli uffici tecnici, non riesco a trovarne. Cosa ho fatto in consiglio comunale e pubblicamente? Devo dire cose come stanno. Avevo un programma elettorale che prevedeva tante cose, ma se non hai il capitale umano, anche la politica deve rendersi conto che le cose rimangono, come dire, delle promesse. Bisogna capire che se non ci sono le risorse umane qualificate col giusto riconoscimento, anche a livello locale, dove non si fa la politica, la grande politica, ma si fa l'amministrazione del territorio, le cose non si fanno. Quindi assolutamente, insomma, io porto sempre, diciamo, sostengo i sindaci perché faccio parte del sindacato, ma si ascoltassero di più i sindaci, soprattutto dei piccoli comuni, perché sono portavoci dei problemi concreti, non delle soluzioni, ma dei problemi concreti. Noi sindaci vogliamo essere questi portavoce dei problemi e affrontarli nei tavoli con le persone qualificate e competenti. Allora, siamo costretti a concludere, le domande sul tappeto sono moltissime, i temi aperti anche, vedremo di approfondirli piano piano. Adesso un piccolo giro di interventi brevissimi per concludere la mattinata. Partiamo dal segretario Orru. Velocissimo, e non rispondo a tutte le domande, così ne lascio anche qualcuna, però permettetemi un ringraziamento per le domande che avete fatto, ma anche per la partecipazione, perché stiamo allungando i tempi, però vedo che siete tutti seduti e quindi i miei complimenti. Flash, prossimità sì, è un tema, l'abbiamo detto prima, lo ribadisco anch'io chi lo poneva. Aggiungo, provate a immaginare quando parlo di ATS, non qua, ma a Belluno, nel Cadore, nelle Vallate. Quel servizio per quel comune vicino è a 40 km. Quindi è importantissimo sto tema. 2, UNESCO sì come opportunità di turismo, eccetera. Quando parliamo di Prosecco, solo di Prosecco per un po' spaventa, ma spaventa perché noi a Valdobbiadene avevamo anche una determinata manufattura, avevamo qualche metalmeccanici, eccetera, che purtroppo li stiamo perdendo e questo mi spaventa, senz'altro. Guardate, vi faccio solo questa battuta. Qualche settimana fa, nel quartiere del Piave mi fanno sta battuta, mi dicono qua fra un po' chiudiamo i mobilifici e ci mettiamo a fare Prosecco, e ho detto così è proprio la fine di tutto, ok? E sull'ultima battuta sul tema sanità e tassa di scopo, che è importantissimo sto tema. Prima mettere a fuoco quanto è importante la sanità, e quindi se si parla di soldi da destinare alla sanità, ma compreso anche tutto il tema delle RSA che non abbiamo toccato granché, perché guardate che quello che è stato fatto, scaricare gli aumenti dei costi energetici sulle famiglie, non andava bene, non va bene, però purtroppo si è fatto questo. Qualcuno l'ha giustificato dicendo ma è solo 1-2 euro al giorno, porco cane, fateli in una base annuale. Ecco, fatto questo, si cercano e si trovano le risorse, però guardate che in tutti questi anni di crisi, compreso anche il periodo del Covid, ci sono stati grandi gruppi energetici che hanno fatto tanti soldi a palate, ci sono state assicurazioni, ci sono state banche, ci sono stati tanti, e quindi potremmo inventarci qualcosa là. Però io, guardate, ve lo dico anche come da sindacalista, che di solito il tema è diminuiamo le tasse, però anch'io sono convinto che i veneti, se gli si spiega la tassa di scopo per la salute, che quindi vanno per quello, per la salute dei veneti, la capiscono e sono disposti anche a dire sì. Grazie. Consigliera Luisetto. Telegrafica anch'io. Sì, abbiamo ben presente, o quantomeno molti di noi hanno ben presente la condizione del terzo settore. Prima Ivan ogni tanto mi faceva segno quando si parlava della cooperazione, perché in questi mesi, soprattutto per le condizioni di diciamo rette sempre uguali, appalti
non sempre che guardano alla parte tecnica, ma che mettono in difficoltà il terzo settore che si occupa soprattutto del sociosanitario, la situazione è difficile. Sono d'accordo che serve un rinnovamento della legge sull'accreditamento, della legge 22, ho presentato un emendamento anche nel documento di economia e finanza, accanto a un cambio della normativa sugli standard, e quindi se io entro in casa di riposo in struttura che sono più grave è necessario che io abbia un seguito diverso, chi si occupa di me con dei parametri diversi, e questo c'entra molto anche con il cambiamento della scheda SVAMA, e quindi non ne abbiamo parlato oggi nel dettaglio di anziani, ma è cambiato il bisogno, è cambiato come invecchiamo, per grazia di Dio invecchiamo, perché non è il problema degli anziani, il problema è la gestione. Per grazia di Dio abbiamo, e della medicina abbiamo anziani che diventano sempre più anziani, vorrei essere chiara, ma perché la cronicità è insita in quello che la medicina in questi anni ha fatto. Però bisogna cambiare gli strumenti, quindi una scheda che ti dice quale punteggio ti serve per la tua non autosufficienza, ti serve per entrare in casa di riposo, non può tenere conto di come è cambiato il diventare vecchi, come cambia l'anzianità. Salute mentale, dico solo questa cosa. Noi siamo una delle regioni che spende meno in salute mentale. Quest'anno qualche passo in avanti mi sembra rispetto al 25 che ci sia l'intenzione di farlo, e monitoreremo e capiremo se sarà così. Chi sono gli ultimi degli ultimi in questa regione? Sono coloro che vivono una situazione di fragilità mentale, perché i CSM sono purtroppo non in numero e nelle ore adeguati in termini di apertura. Le strutture fanno fatica perché è cambiato anche il tipo di disabilità mentale, di difficoltà che si trovano ad affrontare, e soprattutto c'è una dimensione domestica. Passo spottone 2 secondi. Ho presentato qualche mese fa una proposta di legge che guardi a una dimensione domestica che nessuno vede, quella appunto dei caregiver, delle persone che si prendono cura a casa. Il fatto che vengano visti, riconosciuti, che se si ammalano o devono fare un intervento o hanno bisogno di staccare, ci sia qualcuno che si prende cura di quella persona che loro hanno in casa, che non saprebbero dove andare a collocare, che ci sia una visione. Ci sono 12 regioni che ce l'hanno già questa legge, per cui l'idea di avere un provvedimento che si occupi dei caregiver familiari credo potrebbe essere un segno di civiltà verso quei silenzi di cui parlavamo prima. Grazie ancora al gruppo consigliare per avermi invitata. No, sul serio una battuta. Allora, crisi della rappresentanza politica, crisi della rappresentanza sociale, senso di sfiducia in questi soggetti di rappresentanza. Io penso questo, che anche stamattina è emersa una cosa importante. L'intervento del sindaco, l'amministratore locale che si trova in un determinato periodo di tempo a dover gestire i problemi locali, l'intervento del rappresentante della fondazione che si trova a sua volta in prima linea a provare a dare risposte non depauperando quello che in tanti anni di esperienza ha messo in piedi. L'esperienza è l'intervento dell'assistente sociale che pone dei temi importanti in una maniera, voglio dire, che esprime grande competenza. Gli interventi di chi si trova in un determinato periodo di vita a vivere delle situazioni, l'intervento e la percezione del cittadino. Io penso questo. Quanto più ci si allontana, diciamo, no, dalla periferia, tanto più si rischia di avere un'idea solo teorica e distorta di quelli che sono i problemi materiali. Il compito della rappresentanza è un compito difficilissimo, perché per capire, per non cadere anche noi in tentazioni di rappresentare dei problemi che magari non sono percepiti tali da chi li vive o da chi lavora, dobbiamo fare la cosa più difficile. La democrazia non è perdita di tempo perché le cose vanno fatte tutte subito. La democrazia e la partecipazione include una fatica per chi ha deciso di rappresentare, ascoltando le persone, e anche dagli interventi che sono venuti stamane a me conferma una cosa. Meglio perdere un minuto in più per ascoltare le persone piuttosto che accelerare, meglio ascoltare le persone e non fare le cose pensando di avere la verità in tasca. Credo che il recupero della fiducia nella rappresentanza, nel sistema dei partiti, nel sistema sindacale, nell'associazionismo, o si prova a ragionare in questi termini o altrimenti ci ritroveremo in una situazione dove è colpa tua, è colpa mia, c'eri tu.
i temi sono talmente importanti che vale la pena di affrontarli con quell'onestà, serietà e responsabilità che ho provato, mio malgrado, a rappresentare prima. Grazie per l'invito. Funziona? Sì, funziona. Ecco, al volo anch'io. Allora, intanto un ringraziamento a chi ha fatto l'intervento sui volontari. Volontari in Veneto, 1 su 4, un Veneto su 4 fa volontariato, e quindi è la forza del nostro Veneto, del nostro territorio e dei paesini piccoli come il mio. Se non ci fossero i volontari, le associazioni, saremmo morti effettivamente. Ed è così. Per quanto riguarda la prossimità, l'ho detto anche nel mio intervento all'inizio, io mi auguro e voglio e mi batterò come presidente del comitato dei sindaci perché rimanga la prossimità, perché il fatto che l'assistente sociale o l'operatore diventi dipendente dall'ATS non deve significare che non lavora più all'interno del mio comune. Assolutamente. Io adesso è un esempio che non c'entra nulla, ma segretario comunale che è dipendente del ministero, ma viva Dio lavora dentro il mio comune. Questa dovrebbe essere secondo me il parametro, la linea. Dopodiché che per qualche ora faccia sia nei tavoli di concertazione con gli altri assistenti sociali o con gli altri operatori, bene, ma all'interno del territorio, nel mio comune, deve rimanerci, perché altrimenti questo sì sarebbe effettivamente un depauperamento che nessuno di noi vuole, e penso, immagino, abbiamo qua un estensore della legge, non sia neanche l'obiettivo di questa legge degli ambiti sociali territoriali, quindi non deve essere questo, e non, spero, immagino che non sarà questo. Sul tema dei contratti di lavoro mi ero confrontato velocemente, anche su questo cercherò di battermi, perché è giusto e doveroso che chi ha un contratto di lavoro possa mantenere quel contratto di lavoro e le tutele di quel contratto di lavoro che ha ottenuto grazie a un concorso, grazie alla fatica, grazie allo studio, grazie alla dedizione con la quale è arrivato ad avere quel tipo di contratto di lavoro. L'ultimo passaggio, io dico, prima di tassare ancora i veneti, ripartiamo meglio quel 1.400 milioni di euro magari tra le varie regioni, e poi sono d'accordo anch'io, se serve, di fare una tassa di scopo per il sociale e sanitario. Grazie. Allora, non è che si riesce a triare una conclusione unitaria. Abbiamo, come ho detto prima, toccato tanti temi. Credo che le sollecitazioni che abbiamo avuto ci mandino a casa arricchiti, ma anche desiderosi di approfondire, e vedremo di creare eventualmente altre occasioni per questo. Ringrazio moltissimo i nostri relatori al nostro tavolo, perché sono stati generosi e si sono fermati anche fino ad ora. Ringrazio il sindaco, ringrazio anche Valdo TV che ha ripreso questo incontro e che potremo trovare poi in rete, quindi vi faremo sapere, potremo diffonderlo, e all'operatore Sergio Capretta che è qui presente. Sì, un applauso. E infine ringrazio tutti voi perché siete stati pazienti e ascoltatori attenti, e speriamo di vederci presto per altre iniziative. Grazie.